Certo che se l'aiuto di questo imprenditore è riuscito veramente a far traboccare il vaso e finalmente c'è stato veramente un tavolo di imprenditori, di politici con l'onorevole Elena Donazzan per vedere con la Confartigianato Marco Zecchinel per veramente riuscire a capire cosa si può fare per aiutare quei ragazzi che si vogliono integrare, che vogliono lavorare, che vogliono veramente trovare un senso positivo alla loro esistenza. Certo che questo imprenditore, anche se come ha detto lui, questa piccola goccia di una settimana per aiutare questi ragazzi è stata molto più di una goccia. Ecco, avete visto cosa si è sollevato, i favorevoli, i contrari, abbiamo sentito dei messaggi devastanti, ma abbiamo sentito anche tanta solidarietà. Ecco, io penso che alle volte è importante metterci la faccia, ma ce la metto io perché giustamente avete sentito cosa è piovuto addosso a questo imprenditore solo perché ha speso dei soldi propri, non è andato a prenderli, come ho detto ieri mattina, nelle tasche di quelli che dicono cosa ha fatto. Sono soldi suoi e non sono i soldi del 5 per 1000, lo ripeto perché ho visto i vostri messaggi, qualcuno, ma so già da chi arrivano quei messaggi, di sicuro non quelli che aiutano i veneti schiacciati dalla crisi o fanno finta di dire non li darà più, e se qualcuno li vuole più dare, pazienza, andremo avanti con quello che raccoglieremo. Certo che però il caso è stato sollevato, siamo su tutti i giornali, telegiornali più importanti, perciò io penso che veramente la politica adesso sia lei che deve battere un colpo, perché ieri passavo lungo il Teraglio a Villa Franchetti, non so se qualcuno sa cos'è Villa Franchetti e quanti posti ci sarebbero sia per RSA, anche per le giovani coppie, cercare. E se penso anche altro mi vengono i brividi, perché sembra che non ci sia niente, che non si possa fare niente, non abbiamo, però dove vogliono anche certi amministratori i soldi li trovano e come li trovano. Detto questo comunque si va avanti, guarda avanti e non ti curare di loro, di quelli che invece non gliene frega niente della vita delle persone e del rispetto del prossimo. Allora inizio a leggere questo libro veramente molto bello, vedrete che bello che è questo libro di Pierpaolo Beccic che abbiamo avuto ospite, Il leone alato, adesso vedrete la copertina, perché sono storie molto belle, sono storie di questi nostri imprenditori che con la quinta elementare a volte riuscivano a fare delle cose meravigliose. Avete visto ieri anche quanto importante è la storia della Maserati, della Ferrari, questa unione che hanno fatto perché da soli non si va da nessuna parte, ma l'ingegno che avevano senza avere gli strumenti di adesso. Avete visto l'eleganza di queste macchine, una cosa incredibile. Allora iniziamo, Il leone alato. Allora, accomuno mio nonno Paolo Milone, citato nel libro, a due illuminati e illustri imprenditori, nel dedicare questo libro a Franco Marinotti e Lapo Mazzei. Personalità molto diverse, dotate di intraprendenza e di entusiasmo contagioso, fuori dal comune. A entrambi devo molto, e in particolare per avermi insegnato a volare. Allora io mi fermo qui, ho solo letto questo, l'introduzione, perché adesso andiamo dagli ospiti, ma ho iniziato a leggerlo, spero sia interessante come quello che abbiamo letto, la Mamma Teresa, una cosa veramente, ho ricevuto tanti di quei messaggi che voi non avete idea, di congratulazioni, perciò spero di fare una cosa buona. Detto questo presento subito gli ospiti, il professor Manuel Marcassa, professore all'Ancenigo della scuola professionale Lepido Rocco, grazie professore di essere qui. Dell'ospitalità. Grazie anche a Iris Zani, collegata con noi da Milano, grazie Iris, presidente. Pronto? Presidente Amici Oltre il Peso, perciò parleremo anche di obesità, però si può mangiare lo stesso, mangiare sano, vedremo cosa ci dirà la nostra Iris Zani, si confronterà anche col professor Marcassa per capire che bisogna vedere cosa mangi, quanto mangi, dove vai a prendere i prodotti, cosa ti piace di più, anche perché devo dire che i giovani quando parli di certi prodotti fanno i salti di gioia, ma sono prodotti da prendere con le pinze. Allora, io inizierei proprio da Iris Zani. Allora, Presidente, cosa ci racconta Amici Oltre il Peso? Perché è nata questa associazione? Cosa volete dire? Prego. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Allora, Amici Oltre il Peso, tra l'altro, è praticamente una neonata definizione, un neonato nome di questa associazione. Si chiamava fino al 9 di aprile
ci chiamavamo Amici Obesi Onlus, e abbiamo deciso di fare un cambio nome oltre al il cambio di nome statutario, perché la parola obeso ci mortificava, ci penalizzava tantissimo, perché purtroppo la collettività e soprattutto anche noi stessi tendiamo a colpevolizzarci di quello che invece si è capito, lo ha capito la scienza, l'ha capito la medicina, ma si tratta di una malattia e non di comportamento errato, esclusivamente errato da parte della persona che soffre di obesità. Indubbiamente la patologia è guidata da un atteggiamento sbagliato di alimentarsi. Questo è un punto fondamentale di questa patologia, non possiamo discendere da questa verità purtroppo. Quello che si è capito è che essere affetti di questa malattia obesità è il condizionare appunto gli atteggiamenti e un uso del cibo in modo errato. Questo sostanzialmente è quello che è stato scoperto, è stato capito negli ultimi 20 anni dalla medicina. Detto questo, come associazione siamo nati 20 anni fa, abbiamo appena festeggiato il nostro ventennale. Io e altre amiche ci siamo ritrovate in una sala d'aspetto di un ospedale, volevamo approcciarci alla chirurgia bariatrica. Dopo ennesimi tentativi per riuscire a perdere peso, io sostanzialmente dopo le gravidanze dove tutto era cambiato, e ci siamo ritrovati in questa sala d'aspetto consapevoli del fatto che non sapevamo dove raccogliere delle informazioni. Parliamo degli anni 2000, dove l'uso di internet ancora non era così frequente e non alla portata di tutti soprattutto. E decidemmo di creare un forum dove c'era la comunicazione, soprattutto una comunicazione immediata fra le persone, fra tantissime persone anche dislocate su tutto il territorio. Questo ha fatto sì che si potesse ricevere non solo le informazioni necessarie, ma tanto supporto, tanta comprensione, parlare con persone che avevano la tua stessa difficoltà. Ai tempi non si diceva patologia, ma si diceva difficoltà, e quindi un mondo protetto, un mondo dove appunto si potesse chiedere aiuto e riceverlo anche. E questo è il nostro modus operandi: dare informazioni sui percorsi di cura e sostenerci a vicenda quando appunto questi percorsi vengono iniziati. Questo avviene sia online che con dei gruppi di mutuo autoaiuto dislocati sul territorio. Allora, Iris, io ho molti medici, soprattutto pediatri, quali invece sono molto preoccupati dell'obesità. Mi dicono sempre: se può Mirella parla di fai qualcosa, perché veramente è una cosa che ci sta veramente preoccupando. Se ne parla pochissimo. Perché, Iris, secondo lei se ne parla pochissimo? Eppure è un'informazione per la salute pubblica fondamentale. Questo bambino, se cresce male, si diventa grasso fin da piccolo, perché è così, sì, poi si fa fatica a recuperare se non prendi le giuste misure, però bisogna prevenire, e secondo me per prevenire bisogna fare comunicazione, cercare di farla fino all'asilo con gli insegnanti, ma non con le maestre che devono diventare anche insegnanti di come mangiare. Abbiamo delle attività motorie fatte da professionisti, dietologi. Eppure io sono convinta che si fa ancora molto poco. Ecco, non si riesce a capire, perché non si riesce a capire l'importanza invece del peso. Pensi che ho avuto un sindaco, presidente, che aveva fatto una mensa a base di frutta, verdura, appunto con una dietologa, una nutrizionista molto importante. Non le dico cos'è successo. Ha dovuto togliere quel menù perché i genitori hanno detto: i miei figli non mangiano, vengono a casa affamati, cosa. Cioè io mi domando, ma qualcuno non può stare al suo posto se non riesce a capire che non è in grado di gestire la storia? Cosa ne pensa, Presidente? Penso che è un punto fondamentale
importantissimo. Io mi interfaccio tantissimo con professori e clinici molto importanti che l'obesità la stanno studiando e stanno appunto cercando di prevenire quello che in Italia purtroppo è un fenomeno molto esteso, molto preoccupante dell'obesità infantile. È un punto fondamentale, uno dei 6 punti principali della prima legge al mondo sull'obesità che siamo riusciti a ottenere lo scorso anno, a ottobre 2025, e la prevenzione appunto è un punto fondamentale. Cosa prevede questa legge, Zani? Mi dica? Cosa prevede questa legge che è stata approvata? Allora, sono 6 punti, diciamo, i punti principali fondamentali sono appunto la prevenzione, un'azione di comunicazione, di incremento di quella che è l'attività fisica e dei nuovi stili di vita. Punto prioritario è sicuramente l'inserimento all'interno dei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza da parte del nostro servizio sanitario, delle varie prestazioni che riguardano appunto la cura dell'obesità. Un punto che magari sembrerebbe ridicolo ma non meno importante è la promozione dell'allattamento al seno. Altro punto fondamentale è la creazione di un osservatorio che riguarda appunto i pazienti dell'obesità, perché in questo momento sì, abbiamo un'idea di essere circa 6 milioni di persone solo in Italia che soffrono di sovrappeso e obesità. E altro punto fondamentale è la formazione del personale medico. Purtroppo, e questo d'altronde non era stata dichiarata malattia, ma fino a poco tempo fa non veniva neppure studiata diciamo, la materia dell'obesità, era una cosa piccolissima rispetto all'interno degli studi di medicina. Come dicevamo prima, uno dei punti è proprio la prevenzione dell'obesità infantile, a partire dalle scuole, e le azioni da fare sono tantissime, ma io ritengo che non vada fatta solo all'interno delle scuole, ma vada fatta coinvolgendo appunto le famiglie, vada fatta una forte educazione civica rispetto a un'alimentazione corretta, che non vuol dire fare la fame, ma soprattutto imparare quelle che sono le fondamenta dell'alimentazione, dei nostri cibi. In Italia poi siamo fortunatissimi rispetto ad altre nazioni, però purtroppo abbiamo un tasso di obesità molto alto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non utilizziamo il cibo nel modo corretto, nonostante si abbia la fortuna di avere la famosa dieta mediterranea. La famosa dieta mediterranea di cui tanto si parla negli ultimi 20 anni, purtroppo non ha impedito l'aumento dell'obesità, ciò vuol dire che è utilizzata nel modo sbagliato. Quindi tantissima prevenzione a partire dalle scuole, cosa che facciamo anche noi come associazione. L'ultimo nostro progetto che stiamo cercando di portare avanti è proprio quello di parlare con i bambini e di parlare con le loro famiglie, e lo facciamo parlando di zucchero, altro elemento un po', diciamo, non da demonizzare, ma da saper utilizzare nel modo corretto. Molto chiara, grazie Presidente, perché è giusto anche appunto capire dalle persone competenti, quelle che stanno studiando, che hanno studiato il problema, che lo vivono anche nella propria pelle, che l'hanno vissuto, perciò capite è fondamentale quello che sta dicendo la Presidente Iris Zani. Abbiamo Rino da Rovigo, pronto? Ciao, mi sono Rino, ciao. Ho detto io, questo è Rino. Ciao Rino, grazie. Ciao, hai visto che ti ho chiamato? Bravo Rino. Allora, io ho visto che la signora è molto intelligente, perché a me mi è capitato al supermercato di trovare un signore obeso che non era capace di portare la spesa in macchina. Allora mi sono dedicato, ho messo giù la mia, ho detto metta giù la roba che lo aiuto io. Cioè, io sono una persona, se vedo qualche persona in disagio l'aiuto, come ho aiutato il signor cieco ieri a Rovigo che non riusciva a entrare su una via, l'ho portato, ho lasciato giù la bici e l'ho accompagnato sul posto. Cioè, è una persona molto gentilissima. Poi ho visto che presenti un libro adesso non ho capito chi è, anche noi a Granzette,
presentiamo un libro di un ragazzo che festeggiamo tutti gli anni a giugno, che lui, quando ha saputo di avere un brutto male, ha iniziato a scrivere un libro fino alla fine che ha iniziato la terapia della chemio e è riuscito a finirlo. Allora io, mia sorella Fatima e i miei nipoti organizziamo questa apertura di questo libro, lo presentiamo a Granzette, Federico Balzan, che abitava, un ragazzo che ha aiutato tanti ragazzi della strada, tante persone, ragazzi di colore. Allora lui ha scritto questo libro, è arrivato alla fine, viene giù sia il sindaco e sia il vescovo a presentare questo libro, facciamo una grande festa perché una persona se lo merita. Allora Rino, se hai piacere verrai con lui o con chi vuoi tu a presentare questo libro, se hai piacere qui a Sveglia Veneti oppure in collegamento, poi vedremo. Allora ti richiamo e vedremo di organizzare, perché è molto importante, ecco, raccontare le storie del nostro territorio, di quelli che veramente cercano di fare prevenzione, di aiutare, ed è fondamentale. Grazie caro Rino, ti richiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Allora adesso andiamo da Manuel Marcassa, il professor Manuel Marcassa. Allora professore, lei appunto insegna in questa scuola professionale Lepido Rocco di Lancenigo, e io ringrazio questa scuola perché loro ci danno il pane per il banco alimentare, perciò fatto al momento andiamo a prenderlo con tutte le precauzioni, perché non avete idea cosa si butta via anche di pane, voi non avete idea, perché non si potrebbe dare anche ai supermercati, dappertutto un disastro. Comunque spero che qualcuno si ravveda, perché non è possibile, guardate, non è proprio possibile questa storia infinita di roba che buttiamo e gente che muore di fame, che non ha la possibilità, vedete cosa costa il pane. Allora professore, cosa aggiunge a quello che ha sentito dalla presidente Iris Zani, ma soprattutto come mangiano i giovani? Voi insegnate proprio a mangiare, a preparare il cibo, non solo il pane ma tantissime cose, dai dolci ai primi piatti, prego. Apprezzo molto quello che ha detto la signora in diretta, perché ci sono passato anch'io, ecco, quindi volevo collegarmi a questo tutto quello che ha detto lei. Professore, sì. Ecco. Sì. E non mi vergogno a dirlo. Beh, non c'è mica problema. Tanti hanno provato a dirmi: Manuel, è ora che tu cambia, Manuel di qua, Manuel di là, e fino a quando credo non parte dentro di te qualcosa che riesce a darti l'input di cambiare, possono dirtelo tutti, ma deve partire da te. Quanto pesavi? Io pesavo tantissimo, 125 kg. Io non lo so, quindi se lo conosco. Adesso ci sono voluti un po' di anni, poi mi sono appassionato di atletica ed è partito tutto da lì, da quando un giorno ho fatto un esame del sangue di routine, e io precisissimo come sono, chi mi conosce sa come sono, era impossibile avere un asterisco a 15 anni, ecco, quindi da lì è partito e già mi avevano detto in tanti, avevo provato un sacco di diete, di alimentazioni diverse, di prodotti, e non è mai successo niente. E da lì ho detto: Manuel, devi rimetterti, perché ho cominciato ad appassionarmi, appunto, come ho detto, all'atletica, e diventava difficile. Quindi da lì ho iniziato il percorso, che è durato 2 annetti. In 2 anni ho perso quasi 45 kg. E poi tramite un percorso di attività fisica, di palestra, di corsa, sono riuscito a rimettermi in sesto come sono da adesso e fare un sacco di gare, partecipare ad eventi di atletica. Ringrazio tuttora il mio allenatore e il mio preparatore atletico, che mi stanno aiutando tuttora a migliorarmi. Salutiamolo. Ed è quello, certo, salutiamo Andrea Padoan e Daniele Zanat, che sono il mio preparatore atletico e il mio allenatore, e li ringrazio. È quello che dico anche ai miei alunni, dico: cercate di fare più attività fisica possibile, di mangiare bene, e noi insegniamo comunque a non comprare ma a fare, quindi i nostri ragazzi gli insegniamo a creare loro la ricetta, quindi sanno i prodotti da dove vengono, conoscono bene da dove vengono le farine, perché è meglio usare una farina piuttosto che un'altra, quindi dalla prima alla terza cominciano a capire la creazione della ricetta, quindi fanno tutto suo. Mi collego anche che l'altro ieri siamo stati partecipi a un concorso a Torino, dove siamo arrivati terzi a livello nazionale, e da lì
i miei alunni hanno creato loro la ricetta con i miei consigli, però loro hanno creato la loro ricetta. Hanno portato una torta nella base di questo bando di concorso, la torta si chiamava Petalo di Pace. E era un semifreddo, quindi sono partiti da una base croccante, quindi si sono fatti la ricetta di questo cake, hanno tostato e caramellato l'avena fino ad arrivare agli strati interni, quindi una mousse al mascarpone vaniglia e yogurt, un cremoso al miele, una gelea alla ciliegia e sambuco, fino a decorarla con fiori eduli e una glassa rosa. Quindi sanno cosa c'è dentro la ricetta e sanno cosa mangiano. Che peccato che non abbiamo la foto di questa torta, che peccato, ma ve la farò vedere, ve la farò mandare dal professore. Quindi sanno cosa c'era all'interno della ricetta, sanno che è meglio uno zucchero piuttosto che di un altro, che non esiste solo un tipo di zucchero, ci sono tanti zuccheri anche naturali che fanno molto meglio di uno zucchero semolato, per esempio. Quindi anche le farine. Per non parlare che riusciamo anche a fare, c'è stato un periodo dell'anno, inizio anno, dove abbiamo fatto tutta una parte vegana, quindi ci siamo fatti noi il latte d'avena, mettendo a bagno l'avena, così cominciano a vedere cosa succede se io sostituisco un comune latte vaccino con un latte vegetale. Senta, professor Marcassa, com'è? E io devo correre perché sapete che il tempo è tiranno e devo fare tante domande. Cosa intriga un ragazzo per entrare in queste scuole professionali, in questi istituti alberghieri? Ecco, cos'è? Devi avere la famiglia che da piccolo, magari la nonna, la mamma, oppure c'è qualcosa dentro di te che sei più predisposto, senti che hai voglia di creare, soprattutto il cibo, il dolce? Allora, tanti alunni ci dicono che prendono la passione dai social, quindi cominciano a vedere persone infamose nei social, tanti hanno appunto, come dice lei, la nonna, la mamma, lo zio. Per esempio il mio percorso è iniziato perché venendo da una famiglia dove l'arte bianca è sempre stata la prima, la passione l'ho presa dai miei nonni, ecco, quindi tanti alunni ci dicono sì perché ho il papà che lavora in panificio, allora mi appassiono al mondo del pane, al mondo della pasticceria. Quindi tanti ragazzi però dicono anche tramite i social, perché i social sembra di no, però tanti cominciano a prendere spunto da lì. Quindi una ricetta, un dolce, una torta, un piatto di pasta. Sono più portati al dolce o al salato? A preparare più dolce? Dipende, perché noi abbiamo, la nostra scuola si divide in tutti e due, quindi fanno sia la parte di panificazione che pasticceria e viaggiano in parallelo. E quindi tanti alunni poi magari si appassionano di più alla pasticceria, più alla panificazione. Io ho finito la scuola e ho lavorato prima in panificio e poi mi sono appassionato alla pasticceria, quindi i percorsi però sono molto paralleli, ecco. E tanti ragazzi piace sia uno che l'altro, quindi durante i due anni di tirocinio provano sia la pasticceria che la panificazione, poi dopo il quarto anno prendono la strada giustamente che preferiscono. Adriana da Jesolo, vai Adriana. Buongiorno Mirella, ciao, buongiorno carissima. ospite, che è veramente una cosa bellissima stamattina che state parlando di pasticceria. Quella è una cosa che veramente mi piace molto perché faccio dolci, ho fatto posso dire, i giovani devono imparare di fare come lui una arte. Può salvare un pranzo, può salvare una cena, una pasticceria come oggi moderna o quelli di nostri nonni che facevano crostate, che facevano tutto quello in casa dal suo orto, diciamo, è una arte. Complimenti, andate a fare corsi, andate a fare tutto, perché io quando lavoravo in albergo facevo dolci, purtroppo adesso non posso mangiare più perché ho diabete e tutto il resto, però ragazzi andate a fare corsi, dimenticate tutto, vedrete che con pasticceria non pensate a certe cose, se solo come fare un dolce e imparare un dolce è veramente un'arte. Complimenti e grazie per questa trasmissione, Mirella, come solito sei grande e sei più forte di tutti. Grazie per trasmissione. Grazie a te cara Adriana, ma io cerco di fare quello che penso sia utile, sia importante, sia fare prevenzione anche con questi ospiti veramente che ringrazio. Allora, quello che volevo capire, Presidente Zani, dopo quello che abbiamo sentito dal professor Marcassa, è l'importanza del cibo sano, come ha spiegato anche lei. Però io devo dire la verità, e lo dico anche al professor
professor Marcassa che in questo momento, con i pochi soldi che girano per le tasche, io poi ho un banco alimentare, ecco, è difficile anche mangiare sano, non è così semplice, è dalla verdura alla carne al pesce, perché mettiamo dentro tutto, e soprattutto i dolci. Io sono inondata, ve lo giuro, di dolci, dal banco anche alimentare di Verona, dove arriva quasi sempre, i supermercati che ci danno tantissimo. Allora, come si fa per cambiare anche questo cambiamento culturale? Perché il bambino è piccolo, è fragile, non è che si possa difendere e dire sì, dice non mi piace, però difficilmente il bambino sui dolci specialmente li rifiuta, almeno vedo anche al banco alimentare, noi stiamo molto attenti, ringrazio anche i miei volontari, perché non è mica facile gestire i dolci al banco alimentare. Ma ci riusciamo. Ecco, quello che volevo capire è come aiutare queste famiglie, come si parlava prima, che con poco, come diceva la nostra Adriana una volta, con poco si può mangiare anche sano, ma devi saperlo fare, devi saperli preparare. Cioè queste mamme del giorno d'oggi, io vedo che va tanto l'insalata in busta, va tutto in busta perché prendi, anche se costa una follia rispetto a una cassa di insalata, un pacchetto di insalata in busta, cioè c'è qualcosa che allora non ho soldi però prendo per accelerare. Cosa dice Presidente Zani? Eh sì, purtroppo fare poter alimentarsi in modo corretto e cercare appunto di bergamenarsi fra tutti i cibi che sono ultra processati in questo momento è davvero difficile. Tanto vero poi che l'alimentazione scorretta, la junk food come viene chiamata, costa veramente poco, e per quello che anche l'obesità adolescenziale e infantile è aumentato, perché se pensate che nella famosissima catena di alimentazione tra virgolette scorretta, un panino lo si può pagare €1, capite bene quanto sia facile per un ragazzino, per un adolescente avvicinarsi a un'alimentazione di questo tipo. Purtroppo è la realtà quella che fare un'alimentazione veramente corretta e sana è davvero difficile. Un consiglio che posso dare io e che danno soprattutto i clinici in questo momento è quello di ritornare a un'alimentazione il più possibile naturale e soprattutto fatta in casa, tornare alla vecchia maniera, quindi fare i dolci in casa, limitando quello che è l'uso dello zucchero, oltre a tutti gli altri tipi di alimenti che lo compongono. Anche il web è pieno di ricette particolari dove appunto viene limitato lo zucchero oppure vengono limitate le farine processate, insomma, volendo e potendo informarsi ci sono tantissime nozioni che si possono assimilare. Il punto fondamentale sicuramente è quello di tornare a un'alimentazione più sana e la più semplice possibile, però giustamente non è così facile e soprattutto non è alla portata di tutti. I fondamenti dell'alimentazione, che sono appunto le proteine, quindi carne e pesce, effettivamente costano tantissimo e bisogna riuscire a sostituirli, imparare come sostituirli con altri alimenti che fanno parte, che sono i capostipiti della nostra alimentazione, soprattutto dell'alimentazione mediterranea. Io poi non sono un clinico, non sono un medico e anch'io ho imparato informandomi e cercando di istruirmi su quello che erano i fondamenti dell'alimentazione. Non so se ho imparato correttamente, però ci provo. È un bel passo avanti. Allora andiamo a vedere anche questo tiramisù day, perché sembra che il tiramisù sia il dolce, ecco, che ha superato tutti gli altri, veramente una cosa incredibile, piace nel mondo il tiramisù. Allora andiamo a vedere il tiramisù day e poi sentiamo cosa ci racconta il professor Marcassa che partecipa con la sua scuola a questo tiramisù day. Andiamo a vedere.
Primo giorno di primavera con protagonista il tiramisù nella città dove naturalmente tutto è iniziato. Il dolce simbolo d'Italia diventa una festa che celebra la giornata mondiale del dessert più instagrammato del Colosseo. Convegni, tour a tema e assaggi della ricetta originale, un viaggio tra storia e gusto che richiama appassionati da tutta Italia. Sul palco del Palazzo dei 300 sfilano i nomi che hanno fatto grande il tiramisù, dall'Accademia alle varianti storiche fino agli eredi di Alba Campeol e Roberto Loli Linguanotto, legati al ristorante Le Beccherie, culla del dessert. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto noi, come possono aver fatto anche altri, ma che nel mondo oggi si parla di tiramisù con una importanza che non pensavamo, insomma, quindi l'unica cosa è l'orgoglio che abbiamo di questo. Di essere come famiglia all'interno di questa storia. Massimo, che si confessa aperto alle novità, quindi sia ai pavesini alle varianti, lui predilige quella al mango, spiega anche quale sia stata la formula vincente dell'erede dello sbatutin. Tenere in piedi un tiramisù è difficile, lo sappiamo tutti perché lo si faceva a casa da sempre, diciamo lo sbatutin e altri dolci simili, ma l'impiattamento, tenerlo sul piatto e porzionarlo, quello è anche un grande successo oltre agli ingredienti. E mentre di sopra si raccontano storie, sotto la loggia si assaggiano le opere dei campioni del mondo. Il tiramisù unisce grandi e piccini, cambia la vita e fa anche del bene. Il segreto è usare gli ingredienti di prima qualità, farlo con amore. Anzitutto c'è qua Principessa Elena che è molto responsabile di questo. Pensa che se noi abbiamo una giornata storta non viene buono il tiramisù. Beh, il tiramisù mi ha cambiato un po' la vita. Sono riuscito a fare molti viaggi, ho girato il mondo, ho fatto Toronto, Miami, New York, Brasile 2 volte. E la cosa che distingue tanto il tiramisù Carpe Diem, il mio, è che tutto il ricavato va in beneficenza. Noi con la speranza di Marco, che è diventata anche partner della Tiramisù World Cup, in charity sponsor, raccogliamo fondi per raccogliere, appunto, per donare dei defibrillatori ai comuni e enti che ce lo richiedono, e da 2 anni a questa parte andiamo dentro alle RSA a fare il tiramisù agli anziani. Il tiramisù più buono del mondo lo fa una trevigiana. Daniela De Biasio di Ferra di Soligo è la vincitrice della Tiramisù World Cup 2025 e per la prima volta al di fuori dal contest ha fatto assaggiare la ricetta creativa che l'ha vista trionfare nello spazio A2A Energia di Treviso. Si muove con destrezza e passione tra ingredienti e strumenti mentre prepara la sua squisita creazione. Per il mio tiramisù creativo ho utilizzato una crema al caramello salato e una composta di albicocche. Dosandola nelle giuste proporzioni sono riuscita ad arrivare al podio. Una ricetta originale che le ha permesso di sbaragliare una agguerrita concorrenza proveniente da tutto il mondo. I miei giudici sono stati i miei figli e mio marito a casa. Aggiungi questo, togli l'altro, secondo me metti un po' di questo, e la cosa più divertente è: mamma, è finito il tiramisù in frigo. E in effetti stavolta il suo dolce è finito ancora più lontano, negli spazi di A2A, partner della Tiramisù World Cup. Siamo molto felici di ospitare la campionessa del mondo della Tiramisù World Cup 2025 all'interno del nostro spazio di A2A Energia qui a Treviso. Allora, professor Marcassi, intanto prendete penna chi non sa fare il tiramisù oppure che lo elabora alla sua maniera, perché sentiremo la ricetta originalissima del tiramisù. Allora, professore, come come sono andate queste manifestazioni? Bene, cosa avete visto? Questo tiramisù che cambia in continuazione di ingredienti, albicocche, fragole, di tutto e di più, ma però non è il tiramisù nostro. È il tiramisù trevigiano che diceva Linguanotto. Molto bene, queste manifestazioni benissimo, vedono protagoniste anche la nostra scuola dalla prima data, mi ricordo ancora nel 2018, quando ero ancora io un allievo della Lepido Rocco, e da tutti questi anni siamo sempre anche noi partecipanti a sostegno di questa bellissima manifestazione. Ecco, i ragazzi sono molto contenti di partecipare perché cominciano a vedere le manifestazioni, come essere davanti al pubblico, sono sotto i riflettori di tutto il mondo perché essendo una manifestazione mondiale sono ripresi, quindi è un orgoglio anche per loro, ecco. Per quanto riguarda le ricette che negli ultimi anni si sono un po' evolute, ecco, ricette molto creative, però secondo me la vincente è sempre la ricetta classica, ecco sì, il tiramisù di Treviso, quello vero che
è il vero tiramisù. Diamo la ricetta del tiramisù classico. Classico, il tiramisù si parte sempre dal savoiardo, perché il tiramisù savoiardo, caffè, il mascarpone, che poi tanti dicono dipende dalla cremosità, da che mascarpone usi, però ognuno poi la fa sua, ecco. Tuorlo d'uovo e poi qui si apre un gran dibattito. Chi mette tuorlo d'uovo e con zucchero? l'albume, solo il tuorlo. Poi qui si apre il gran dibattito, chi aggiunge anche l'albume, chi poi ci aggiunge anche la panna per renderlo più leggero, però per me il vero tiramisù è quello con il tuorlo, lo zucchero, il mascarpone, savoiardi e caffè, ecco. Allora, quindi, come si parte? Diciamo, perché c'è qualcuno che non lo sa anche fare. Da montare molto bene il tuorlo con lo zucchero, si aggiunge il mascarpone, si continua a montare fino a quando il composto diventa stabile, ecco, e non liquido. Si stende sopra i savoiardi inzuppati con il caffè e ai ragazzi a scuola insegniamo sempre i 2 strati, quindi savoiardi, crema al mascarpone, savoiardi nuovi inzuppati col caffè, crema al mascarpone e ovviamente la spolverata di cacao. Che non deve mancare. Che non deve mancare. Ecco, e io sono convinta che nonostante anche quello che state dicendo, non solo lei professore ma anche altri, che questo è il vero tiramisù. Gli altri sono dolci alla frutta, sono altri, ma non è il tiramisù. Sono dei tiramisù rivisitati, ecco. Tiramisù rivisitati, però il vero tiramisù è quello che dice il nostro professor Marcassa. Quello che volevo capire, ecco, i ragazzi e le ragazze, perché io vado a trovarli quando vado anche qualche volta a ritirare il pane anch'io, ecco, vedo ragazzi anche giovanissimi, molto appassionati e voi molto attenti nell'educare anche questa educazione civile, anche non solo nel preparare ma per pulire, sparecchiare, perché c'è tutto un lavoro. Parte tutto dalla base, ecco, la base per quanto riguarda la pasticceria ma anche la panificazione è sempre la pulizia, ecco, quindi un laboratorio pulito, ordinato, ti dà anche un ordine mentale, ecco, quindi sai come devi proseguire. I nostri ragazzi li indirizziamo proprio a questo, perché un laboratorio sporco ti crea disordine mentale, non sei attento, cerchi una cosa e non la trovi, quindi i ragazzi, abbiamo tanti apprezzamenti da parte dei posti dove vengono ospitati per lo stage, appunto per la pulizia, per l'essere in ordine e soprattutto puntiamo tanto sulla puntualità, ecco, perché l'arrivare in ritardo non è, può succedere, però non è sempre una cosa giusta. Molto precisi, puntuali, e questo ha dato grandi punteggi anche ai ragazzi che hanno partecipato a Torino al concorso. Senta, professor Marcassa, ma questi ragazzi dicono, ma chi veramente non riesce a capire invece che non è il messaggio che arriva, non hanno manualità, ce l'hanno o non ce l'hanno questa manualità? La creano. Esatto, prego. La creano. Negli anni la creano, giustamente un ragazzo, un alunno di prima non può avere la manualità di un alunno di seconda, di terza o del quarto anno. E la manualità la prendono il più delle volte durante i tirocini. Noi dalla prima cominciamo a insegnarli a usare tutte le attrezzature. Scusa professore, ma sono imbranati quando arrivano alla prima oppure proprio non hanno Ce ne sono alcuni che vengono da famiglie dove ancora a casa si fanno le torte, dove ancora a casa si fa la pasta fresca, dove i nonni a casa la domenica gli fanno il pasticcio, quindi il giorno prima i miei alunni sono lì con loro che guardano, quindi la manualità ce l'hanno. Alcuni giustamente la creano man mano, magari chi prima, chi dopo, ecco, noi diamo sempre la possibilità a tutti di imparare e stiamo dietro a tutti i nostri alunni. Però ecco. Se tu segui questi ragazzi e gli insegni, ce l'hanno la manualità. Ce l'hanno, sì, ce l'hanno, poi ognuno ha una sua personalità e questa è la cosa bella, quindi c'è chi all'esame di terza porta una torta decorata benissimo, chi la rende proprio sua con alcuni elementi, con alcune cose che si inventano a casa, con alcuni consigli magari di genitori, di amici, magari portano a casa la torta che fanno a scuola e dicono cosa posso migliorare, allora la volta dopo vengono a scuola e dicono prof possiamo fare questo, prof possiamo cambiare quello, quindi c'è molto interesse soprattutto nei ragazzi di seconda e di terza dove sanno che entreranno nel mondo del lavoro perché cominciano il tirocinio dalla seconda, quindi vogliono portare magari anche nell'azienda dove vanno qualcosa di nuovo che magari facciamo solo a scuola noi. Allora, Presidente, ha sentito quello che ha detto il professor Marcassa e soprattutto l'importanza di muovere le mani. Il problema è che dobbiamo iniziare a capire invece come muoverci. Abbiamo la possibilità, non serve andare sempre in palestra, possiamo fare delle passeggiate meravigliose, abbiamo dei posti bellissimi, adesso inizia la primavera, perciò muoversi anche all'aperto. Il problema è che sono pigri. Io vedo genitori molto spesso, ma poco genitori con i loro figli.
figli che non so se è d'accordo anche il professor Marcassa, però io veramente vedo papà, mamme, ma sempre da solo, pochissimi con i ragazzi. Qualche volta li vedo fortunatamente quando ci sono questi grandi, ecco, importanti avvenimenti, ecco, tipo il tiramisù oppure tipo la gnogna room, ecco, avvenimenti, delle passeggiate, ma se no io li vedo poco con i bambini. Invece dovrebbero veramente iniziare a fare delle bellissime passeggiate, perché l'obesità è proprio la cultura veramente di essere sani, di diventare sani, di vivere sani, è anche il movimento. Ma perché sono così pigri sti genitori? Vanno in bicicletta ma vanno da soli, vanno a piedi ma vanno da soli, ma quando mai con i figli? Prego. Ma lo stile di vita che purtroppo l'attuale vita ci impone l'ha fatta da padrone. Sicuramente le comodità e la vita frenetica hanno limitato l'attività fisica, questo è chiaro. Tra l'altro mi fa sempre ridere pensare e osservare che addirittura si va in palestra andando in macchina. Questa cosa, oppure si va in macchina in un determinato punto per poi fare una corsa e poi tornare indietro alla macchina per tornare a casa. E non è facile fare attività fisica in questo momento, vuoi per una questione di tempo e vuoi anche per una questione di attrezzature. Quello che noi continuiamo a ribadire è che e lo è anche uno dei punti della legge dove appunto si promuove l'attività fisica adolescenziale. Sicuramente bisogna iniziare con insegnare l'attività fisica, spronare i ragazzi a fare attività fisica a partire dalle scuole. La situazione in Italia non è messa benissimo, ci sono ancora tantissime scuole che non hanno neppure la palestra all'interno del loro istituto. E siamo fermamente convinti che aumentare le ore di attività fisica all'interno dell'attività scolastica sia sicuramente un punto di sprone per la famiglia e anche appunto per i ragazzi. Portarli a conoscere l'attività fisica e come va fatta, anche senza l'utilizzo proprio di una palestra specifica, sia molto importante. Il discorso di fare movimento si può fare appunto anche camminando, ben venga poi se viene fatto con tutta la famiglia. E in effetti ha ragione, è difficile vedere famiglie intere che fanno attività fisica insieme. Capita la domenica, nel weekend, magari tutti insieme in bicicletta o tutti insieme a fare una corsa, però non è così facile. Oggi le attività anche dei ragazzi sono veramente molteplici, quindi magari lo stare tutti insieme in famiglia diventa più difficile. Sbagliato, ma diventa più difficile. Pubblicità. La 19ª edizione di Ville Aperte a nord-est in Friuli Venezia Giulia vede l'apertura straordinaria e gratuita delle dimore storiche assieme alle chiesette che punteggiano il territorio della regione come vigili angeli, protettori dei luoghi e degli abitanti, testimoni silenziosi della forte spiritualità che ha da sempre animato le nostre comunità. Il pensiero però in questa edizione va alle popolazioni colpite dalla drammatica alluvione del 16 e 17 novembre scorsi che interessò le aree a cavallo delle province di Udine e Gorizia lungo la Val Udrio. In particolare, a causa di quella ondata di maltempo, finì sott'acqua anche il santuario della Madonna d'Aiuto a Corno di Rosazzo per l'esondazione del vicino torrente. La tenacia e la volontà dei volontari ha fatto sì che il luogo mariano venga riaperto alla visita proprio il 1° maggio prossimo. Questa edizione è stata fortemente voluta da 6 comuni: Manzano, capofila del progetto, Butrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano e San Giovanni a Natisone, in quanto ha grande significato per la regione dove si coniugano storia, arte e paesaggio con un tessuto produttivo vivo e dinamico, e il tutto grazie alla sinergia di una rete territoriale di soggetti pubblici e privati che si impegnano a promuovere le potenzialità del nostro territorio. Conoscere vicende di persone che vi hanno vissuto, dettagli architettonici, giardini straordinari, chiesette, è una
piccola costellazione che è la visione della nostra regione, che tra l'altro guarda con simpatia le altre identità, ma per fare questo, prima di tutto, vuole che si conosca la propria identità. Per noi è un onore e un orgoglio essere il comune capofila di una gestione associata che mette in rete 12 gioielli. Abbiamo la possibilità quindi di entrare a contatto diretto con queste dimore storiche o anche con le chiese e chiesette dei 6 comuni che abbracciano la gestione associata, e quindi credo che il compito e diciamo questo progetto condiviso che permette di rendere accessibile il patrimonio culturale e quindi trasmettere il messaggio che la cultura non è solo di una comunità ma è del territorio intero, per noi è importantissimo. Allora io pensavo, intanto che sentivo questa presentazione di queste ville meravigliose che abbiamo in tutto il territorio, a Villa Margherita, dove anche il professor Marcas con tutta la scuola Lepido Rocco ha partecipato molte volte a iniziative benefiche, ma soprattutto per far capire l'importanza di unire le forze. Allora c'erano i diversamente giovani con le RSA, c'erano loro con la scuola, era bellissimo, c'erano i bambini, c'erano i ragazzi, c'erano tante associazioni per parlare di inclusività anche con il cibo, perché loro insegnavano e portavano veramente a capire l'importanza di mangiare sano, di prepararlo. Cosa è stata per voi questo percorso a Villa Margherita e cosa vuol dire preparare questi piatti, questi dolci in un ambiente meraviglioso come sono le nostre ville venete, ad esempio Villa Franchetti? Guardate che sto cercando di bussare alla porta per capire cosa vogliono fare di questa dimora meravigliosa, perché è una vita che se la passano tra Cassamarca e provincia Cassamarca, cioè vogliamo anche capire se hanno deciso di fare qualcosa, gli imprenditori possono veramente capire l'importanza, ma non per fare l'hotel a 8 stelle, per la comunità. Cosa ne pensa, professor Marcas, che esperienza è stata? Gli eventi fatti da voi in Villa Margherita sono stati per i ragazzi anche molto importanti per quanto riguarda la socialità. Vedere magari persone diverse da loro gli ha fatto capire la fortuna che hanno, aiutarli. Abbiamo tante volte dei ragazzi che vengono a trovarci anche in laboratorio, quindi i nostri alunni, alcuni se li prendono proprio a cuore, quindi li seguono, gli fanno fare lavorare con loro, quindi fare i biscotti, fare sul pane, quindi per loro sono molto importanti questi eventi perché capiscono com'è il mondo al di fuori della scuola. E questi ragazzi diversamente agili, come li chiama Mirella, come lavorano, professor Marcas? Sono molto interessati, poi hanno un sorriso bellissimo e prendono con amore qualsiasi cosa tu gli dici di fare. Ecco, quindi... Ma come lavorano? Lo sanno lavorare bene? Sì, proprio avvicinati dai nostri alunni, da noi che siamo lì, riescono a portarsi a casa il loro sacchettino di biscotti, il loro panino, quindi, e vanno via molto felici e ogni volta che ci vedono gli rimane impresso proprio il bene che sono stati lì dentro con noi. Ecco, soprattutto anche per quanto si parlava prima appunto di affrontare l'obesità anche col movimento, facevamo anche questo a Villa Margherita, perché avevamo associazioni sportive che insegnavano anche la ginnastica, il come muoversi, le arti marziali. Avevamo fatto una bellissima squadra e poi qualcuno si vede che dava fastidio a questa squadra, hanno chiuso tutto, avevano detto che Villa Margherita non è più agibile, cioè dopo 4 anni si è accorto che c'era qualcosa. Magari se me lo spiegano io sarei anche felice, perché sono 4 anni di impegno molto importanti che abbiamo sostenuto. Allora, Presidente, ormai siamo addirittura d'arrivo. Quello che è importante è capire anche la bellezza del territorio per vincere l'obesità, muoverti in compagnia, andare a visitare delle dimore meravigliose che abbiamo, che sono le nostre ville venete, le nostre passeggiate lungo questi fiumi meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere. Ecco, cosa dice? Come si vive a Milano? Cosa ci racconta? Ecco, perché esci, io mi ricordo quell'intervista che ho visto in un servizio, che era quel signore col bambino sul sellino che diceva sì, ma cosa respiriamo? Cosa ci racconta, Presidente? Sicuramente a Milano è un po' più difficile, nonostante Milano sia una città con il più alto tasso di parchi e giardini pubblici. E io personalmente vivo in un quartiere che è pieno di parchi e ho preso da poco di nuovo un cagnolino proprio perché possa così sfruttare appieno la bellezza e
la fortuna appunto di vivere in mezzo al verde, nonostante sia comunque in una città come Milano. Ho notato che alcuni dei parchi cittadini presentano al loro interno anche degli attrezzi igienici che danno la possibilità appunto a chi frequenta questi parchi di fare un'attività fisica mirata, e infatti mi voglio attivare per far sì che questo vengano installati anche nei 2 parchi grandissimi qui vicino a casa mia. Sicuramente aiuta tantissimo fare attività fisica all'aperto, forse molto di più che nelle palestre, questo magari verrò contraddetta, però fare attività fisica e farla nel modo più semplice possibile aiuta sicuramente anche a ottenere uno stile di vita perfetto. Perfetto è una parolona grossa, però un buon stile di vita che ci dicono che allunga la vita, ma sicuramente ci può aiutare a stare meglio. E questo ce l'ha insegnato, Presidente, il Covid. Ecco, questa chiusura che abbiamo subito involontariamente, ma che ci ha molto penalizzato. Abbiamo finalmente capito cosa vuol dire stare all'aria aperta, uscire, e da là è nata questa palestra all'aperto. Hanno iniziato a capire che si può fare palestra specialmente nei mesi primaverili estivi all'aperto, cosa che prima non succedeva. Invece abbiamo visto che qualcosa si è mosso. Avevamo queste code di persone che andavano al supermercato ma solo per stare in fila per vedere altre persone, ore e ore in fila per stare all'aria aperta, per incontrare persone. Però io penso che bisogna che supportiamo, ecco, anche con la scuola, con un cambiamento culturale fatto da noi, con queste associazioni, e soprattutto sfruttare anche queste bellezze del territorio che sono ancora chiuse a chiave, perché se ne passano da una all'altro senza capire che sono lasciti per la comunità. Ecco, questi sono lasciti per la comunità. Io sono stanca di sentire che non c'è la possibilità di strutturare, ci sono solo possibilità di creare nuove colate di cemento. Io non ci credo, non ci crederò mai. Io penso che il territorio nostro è la bellezza, una delle bellezze veramente italiane, sia da ristrutturare. Abbiamo dei posti meravigliosi, penso ma anche in Lombardia che sia la stessa cosa, in Piemonte abbiamo delle opportunità e non vanno sprecate, perché è il futuro, anche la storia delle nostre future generazioni. Cosa ne pensa, professor Marcassa? No, penso che sia veramente giusto tutto quello che ha detto Mirella, e di aprire il più possibile le ville, ecco. Se posso invece collegarmi a una frase che ha detto la signora prima, che diceva che ultimamente non si trova il tempo. Credo che se abbiamo degli obiettivi precisi in testa, come li ho avuti io, come cerco di dire a tutti i miei alunni, il tempo lo si trova. Credo che avere degli obiettivi, di dire arrivo fino a lì perché poi so che da lì posso creare altro, so che da lì posso avere nuove abitudini, nuovi stili di vita, quindi se ci credo fino in fondo il tempo lo trovo tutto, anche dopo la scuola, dopo il lavoro, dopo la vita, dopo la famiglia. Devo riuscire a ricavarmi all'interno della giornata qualcosa, 1 ora, 2 ore, quello che serve per arrivare al mio obiettivo, e da lì poi è tutto in discesa. Infatti sono nate le passeggiate in compagnia, sì. Abbiamo visto anche il sindaco di Valdobbiadene cosa è riuscito a fare, non avrebbe mai immaginato che tante persone si avvicinassero così a queste passeggiate, è stato anche lui incredulo, però poi abbiamo visto, io almeno ho visto, che c'erano più persone diversamente giovani che i ragazzi giovani. Ecco, io non riesco a capire come mai, ecco, questi giovani, alcuni di loro non riescono invece a capire l'importanza del movimento, che non costa niente, perché non è che devi spendere soldi per fare movimento. Ecco, il nostro professore ne è anche una testimonianza, perché io lo vedo spesso correre. Ecco, io cammino, lui corre, poi ci incontriamo, perché ha capito l'importanza del movimento e si è impegnatissimo, perché guardate che è una scuola molto impegnativa, loro sono presenti il sabato, la domenica, non è che staccano la spina. Abbiamo tanti eventi durante l'anno, abbiamo tanti eventi a cui partecipiamo, a cui portiamo i ragazzi, quindi tiramisù, festa del pane, festa del cioccolato, e tanti altri eventi che danno la possibilità ai ragazzi di uscire, di conoscere, e soprattutto alcuni eventi danno la possibilità magari di conoscere i loro futuri datori di lavoro.
Allora, vediamo queste immagini che hanno trovato in regia di Villa Margherita per far capire anche alla nostra ospite, alla Presidente Zanni, l'importanza veramente di usufruire di queste meraviglie che abbiamo del territorio. Vediamo se hanno trovato qualcosa. Sì? In questi 3 giorni troverete tante attività legate alla Convenzione di Faro, alla valorizzazione dell'eredità culturale e del patrimonio culturale e soprattutto dei momenti di aggregazione e partecipazione comune. Il 10, 11 e 12 giugno nel parco di Villa Manfrin Margherita a Treviso si terrà il convegno Simposio Trevigiano, le comunità patrimoniali tra il dire e il fare nei giorni di Comunità in Festa. Il simposio trevigiano sarà promosso dall'Associazione Culturale Gioiosa e Atmorosa Tarvisium Gioiosa in collaborazione con l'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e dal Consiglio d'Europa. 3 giorni di incontri per la conoscenza, valorizzazione e implementazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, la cosiddetta Convenzione di Faro, promossa dal Consiglio d'Europa. Queste 3 giornate nascono perché abbiamo il desiderio di festeggiare effettivamente Villa Margherita inclusiva, le comunità come anche la nostra, ci metto dentro a quella che è la comunità sulla città dipinta di Treviso, Tarvisium Gioiosa, e tutte quelle altre piccole e grandi comunità e persone che si adoperano per il bene collettivo, il bene comune e il bene patrimoniale. Un luogo chiuso da anni diventa un punto di riferimento per la cittadinanza grazie ad associazioni come Veneti Schiacciati dalla Crisi che mirano a far rinascere Villa Manfrin Margherita inclusiva. Alla festa sono invitate anche le famiglie con i loro bambini. I bambini, i ragazzi, le famiglie, come è stato in questi 2 giorni di venerdì e sabato con la sicurezza stradale, ma soprattutto far diventare Villa Margherita inclusiva. Questo è l'obiettivo, con l'arte, con la storia, con le radici, con la cultura, ma anche con i giochi. Via tutto perché faccio io, chiuso tutto e adesso vediamo cosa è successo a questa dimora meravigliosa che è nel degrado totale, ma non importa, se dobbiamo andare avanti. Allora Presidente, dopo aver visto, le ho fatto vedere questa meraviglia, tante associazioni assieme, eravamo in questo veramente unico, è un gioiellino nel vero senso della parola, pensi a 2 passi dal centro storico, non è che le ville così, invece a Treviso abbiamo veramente delle ville venete, anzi se verrà a visitarci mi farà piacere Presidente, perché sono veramente una meraviglia, cito Villa Passi, come le ho detto Villa Franchetti e tantissime altre che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi, ma le posso assicurare che tanta gente che le visita non la vedo, questa è la verità. Si vogliono queste giornate importanti, questi cambiamenti culturali per far capire l'importanza di queste ville, di questi giardini. Come ci saluta Presidente? Ma io vi saluto dicendo che anche qua a Milano e anche in Lombardia abbiamo tantissime ville bellissime con dei parchi meravigliosi e invito tutti a visitare sia le nostre lombarde che le vostre venete, perché fare l'attività fisica all'interno di questi giardini meravigliosi non solo fa bene al fisico ma fa bene anche agli occhi, sicuramente. Io vi saluto ringraziandovi per questo invito innanzitutto e niente, se avete bisogno di aiuto e di supporto per capire come gestire il vostro peso e il vostro stato di salute rispetto a quanto riguarda l'obesità, potete contattarci sul nostro sito web amiciobesi.it o tramite i nostri canali social. Ovviamente vi ringrazio sempre per questo invito. Grazie Presidente, ora sentiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Come al solito a Cancun è una bella giornata di battaglie. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ti sento, parla. Sì, quando eravamo bambini noi, Mirella, si giocava a tutti i giochi, il gioco non costava soldi, perché giocavamo con i strofinacci, Mirella, quelle robe che non costava niente. E adesso i fiori che ha perso è la manualità, perché si giocavamo a pecabuso. A cosa giocavi?
a Petabuso. Cosa sarebbe questo Petabuso? Spiega. Io ti spiego. Vedere, attenta, a Venezia per cae, c'era Dio a Petabuso. Ecco, Petabuso sarebbe vedere, Dio mette su i tubi del gas a Venezia per cae. E tu crea che era dentro, no? Che facendo i bui, veniva poi a crea. E ora facevamo come una sottovita e poi stappavamo a crea e buttammo intera e si rompeva. E diceva chi che faceva il buso. Ma adesso non siete nelle fiori. Tanto che non mi ha capito bene come che sei sto gioco. Un po' difficile capire sto gioco. Rinaldo, vabbè dai, vai avanti. Per dirte, giochiamo. Ma dove sei tu stamattina con i gà che ti sento malissimo? Perché sono un settimana fa. Mirella, giochiamo appena unghe, appena curte, appena unghe. Stai a uno se mette in terra, se conta ste penne coi piedi e dopo saltiamo. A pani massi, pani duri, si metteva 4 fiori in colonna, più robusti e tutti gli altri che montava sola. Ma se ne mettevo tutta la giornata e facevo pratica, stavo in compagnia, quello della nostra vita da potere. Adesso fiori che sono a fare strada. No, che è pericoloso questo, attento che dà la caramella, magari ne lascerai la caramella. Voglio dirvi, Rella, i fiori bisogna essarli, i fiori va da imparare tutto, da toccare con le mani, da vedere con gli occhi, e impara. È un bambino, più sveglio, più robe, se non potevo si scalmanare qualcosa, perché vuole imparare. Non sei cattivo, vuole imparare, perché giocando così è l'impegno al cervello, Mirella. Grazie Rinaldo, devo chiudere perché ho altri ospiti in attesa, ti ringrazio. Sai Rinaldo, lo dico anche ai miei ospiti, quello che mi spaventa, anche queste giostrine inclusive, io non vedo mai nessuno. Sono sempre vuote, pochissime volte vedi queste giostrine frequentate da queste creature, da questi bambini. Ecco, io non riesco a capire, il bambino non può arrivarci da solo, il bambino deve essere accompagnato. Io capisco che i genitori lavorano, ma non è possibile avere queste, adesso poi che abbiamo la fortuna di avere la luce fino alle 9 di sera, cioè come mai ecco, si fa fatica a uscire, facciamo fatica a socializzare, e questo è il vero problema, è fare squadra, mettersi assieme, ecco, arrivi a casa, porta fuori sti bambini, non so, professor Marcassa è d'accordo con Mirella o vede lei che ci siano queste giostrine frequentate, questi parchi? Poco frequentati, i genitori, come si diceva prima, per poco tempo, ne dedicano poco anche all'uscita dei figli e quindi le piazze, i giochi, le attrazioni appunto messe a disposizione magari anche dal comune, dalla cittadinanza sono sempre parecchio vuote, ecco. E non possono dire che ci sono sempre personaggi poco raccomandabili all'interno di questi parchi. Io e il professore li frequentiamo, non è che sia dappertutto proprio così. E poi capisco anch'io che veramente c'è questo messaggio che sta arrivando, però non è proprio così, credete. Ho anche la testimonianza del professor Marcassa, perciò sappiamo quello che diciamo. Grazie alla mia ospite. Il professor Marcassa si ferma ancora un pochino perché vuole salutare altri ospiti che avremo, sarà una sorpresa. Pubblicità. È il momento di dire io ci sono, noi esistiamo, meritiamo di essere visti, abbiamo gli stessi diritti degli altri, abbiamo la stessa voglia di stare insieme agli altri che hanno gli altri. È vero che Rayen, lui, le altre persone esposte hanno delle difficoltà, indubbiamente sì, però rimangono bambini, adolescenti
adulti come tutti gli altri. Persone, non la loro malattia o la loro diagnosi, volti, vite, quelle degli 11 bambini, adolescenti, giovani e adulti, protagonisti di Io ci sono, la mostra fotografica itinerante con ritratti di Enrico Colussi che fino al 10 maggio sarà ospitata al Centro Culturale San Gaetano di Padova. Giulia Rossetto è la mamma di Ryan. Nel suo piccolo è famosa perché lo scorso settembre ha lanciato un invito diventato virale e centinaia di persone sono arrivate alla festa per i 10 anni di suo figlio. Del progetto fa parte anche la famiglia di Marcello, papà di Sebastiano. Con Enrico Colussi, che è il fotografo che ha fatto queste foto, ha detto facciamo le foto dei volti in modo tale che se anche non ci sentono, non ci vedono, noi parliamo lo stesso, vogliamo farci vedere lo stesso e farci sentire. Tra gli 11 volti quello di Chiara Irceti, che la sua storia di vita con l'epilessia l'ha raccontata nel libro Sorrido a me stessa e crede nel progetto Io ci sono. Vorrei urlarla questa parola, io ci sono, perché proprio in questa settimana ho avuto delle esperienze dove il non essere visibile è stato, la prima caratteristica che ho provato, non essere visibile per le istituzioni, il non essere considerata nella mia fragilità e il non essere vista per quella che sono. Io sono Chiara, ho le mie difficoltà, sono una categoria protetta, ho delle malattie che non si vedono ma che ci sono e io vorrei che passasse questo messaggio invece da dire che dentro c'è un animo. Padova è una città inclusiva e lo dimostra non soltanto con i servizi sociali e tutte quelle attività volte a rimuovere le barriere, a dare sostegno e aiuto, ma anche attraverso queste forme di espressione artistica e queste mostre. Volti sorridenti, persone e famiglie con storie da raccontare, di coraggio, di dedizione, di amore, come Raffaella Buzziol, mamma di Lisa, che in nome di sua figlia, che è riuscita a parlare grazie al linguaggio dei segni, ha fondato un'associazione e in questo progetto ci sta mettendo anima e cuore. Chi verrà a vederci? Chi vorrà costruire insieme a noi qualche cosa? Chi vorrà veramente capire e vedere sicuramente vedrà una possibilità enorme in tutto questo. Saluto e ringrazio Pietro Bean, consigliere alle politiche giovanili di Padova. È lui che si è veramente dato da fare per far sì che questa mostra arrivi anche a Padova, su uno dei più bei poli culturali che ci sono, perciò io ringrazio veramente Pietro Bean che ha capito l'importanza di dare voce, di dare veramente dignità a questi ragazzi, a questi volti che Enrico Colussi con la sua genialità è riuscito a mettere in piedi. Allora speriamo che si colleghi anche la nostra Giulia Rossetto, che è la mamma di questo Ryan, di questo meraviglioso ragazzo che ieri era con noi assieme agli altri. Allora, consigliere Bean, intanto grazie per quello che è riuscito a fare, ma soprattutto grazie per far capire l'importanza dell'inclusione, della parola inclusione, dando veramente spazio in uno, guardate, un posto bellissimo. Prego Bean. Sì, buongiorno Mirelle, buongiorno a tutti e a tutte ancora e grazie per l'invito. Mi ha fatto davvero molto piacere organizzare lo spazio all'interno del Centro Culturale San Gaetano come Comune di Padova, insomma, per organizzare la mostra Io ci sono, perché come ho detto ieri durante le riprese del servizio, fare inclusione non significa semplicemente costruire servizi ed eliminare gli ostacoli materiali, le barriere per le persone fragili o le persone con disabilità, ma significa anche fare sensibilizzazione culturale, eliminando gli stigmi, gli stereotipi e quelle che sono le discriminazioni purtroppo incardinate nella testa, nella mentalità di molte persone. E il progetto mi è piaciuto subito, abbiamo voluto come comune dare questo spazio al Centro Culturale San Gaetano, che è un po' il perno della vita culturale della città, dove ha anche sede l'ufficio delle politiche giovanili, che io ho il piacere di seguire, il progetto Giovani, perché a mio giudizio, ma penso giudizio e a comprensione di tutti, è una mostra fotografica che ritrae queste persone fragili, questi bambini
bambini con una disabilità e con i loro genitori nei momenti di normalità, di quotidianità, di vita, riporta queste persone nel posto dove devono stare, e cioè tra la comunità, tra di noi. Le rappresenta come persone per il valore e la semplicità e il sorriso che hanno, e le spoglia di tutti quegli stigmi e quegli stereotipi che purtroppo ancora ci sono. E quindi una mostra di questo tipo, attraverso l'espressione artistica e attraverso la sapienza fotografica di Enrico Colussi, per l'appunto, e dell'esposizione tutta, permette di destigmatizzare, di fare un lavoro di sensibilizzazione culturale importante. Per l'appunto il messaggio ci sono è questo, no? Ci sono anche queste persone, sono parte della nostra comunità e non devono vergognarsi di essere parte della nostra comunità, ma anzi ne sono una componente attiva, e con questa mostra il messaggio arriva forte e chiaro, ed è ovviamente molto bella, e consiglio a tutti e a tutte di andarla a vedere. A Padova è aperta da oggi fino al 10 di maggio presso la sala Acquario al piano terra del Centro Culturale San Gaetano in via Altinate. Allora, a me piacerebbe, Bean, che alla fine di questo percorso, di questa mostra che sarà itinerante, visiteremo, pensate, 20 comuni, perciò sarà una mostra itinerante molto importante, che lei che si occupa di politiche giovanili, che fossero i giovani a dire cosa ne pensano di questa mostra, che emozioni hanno provato nell'andare a vedere, magari anche accompagnati da lei, a questa mostra, perché noi queste sensazioni le dobbiamo sentire la voce dei giovani come lei questa mattina, che fa capire l'importanza che avete, l'ascolto soprattutto per questo progetto. Fin da subito ho capito l'importanza, ha detto Bean. Sentiamo anche Giulia Rossetto, la mamma di Rayen, che è collegata con noi, che sarà lei l'artefice poi assieme a Bean di questa mostra, dell'accompagnamento di questa mostra a Padova. Allora Giulia, ciao, grazie di essere qui. Allora, come hai vissuto la giornata di ieri? Finalmente nella mia città c'è anche mio figlio, dove io avevo fatto una battaglia proprio qui a Padova, non riuscivo a fare il compleanno di mio figlio, e invece da là è nato il tutto. Prego Giulia. Buongiorno, grazie per l'ospitalità Mirella, grazie Pietro per esserci oggi. Ieri è stata una giornata piena di emozioni, è stata una giornata dove l'emozione era proprio palpabile, perché finalmente anche a Padova siamo arrivati con Io ci sono, e io ci tengo particolarmente perché Padova è la mia città. Padova mi ha già dimostrato qualche mese fa, col compleanno di Rayen, che ci sono ancora tante persone che hanno un cuore, hanno la voglia di andare oltre l'apparenza, hanno la voglia di aiutarci a costruire qualcosa insieme. Questa mostra io l'ho trovata un'idea incredibile, perché guardando le foto tu vedi l'essenza delle persone, tu vedi le persone, e chi guarda, chi viene a visitare la mostra può facilmente collegare che dietro ogni volto c'è una persona che ha un proprio carattere, dei propri sentimenti, un proprio pensiero. Dietro quella persona c'è una famiglia che vive tutta una quotidianità ogni giorno, e io confido che siano in molti ad andare a visitare la mostra, non solo a Padova, ma in tutti i comuni dove saremo presenti, perché è un evento culturale molto importante. È proprio un problema culturale quello che ci troviamo a vivere. Come diceva Pietro, noi viviamo all'interno della comunità, siamo parte della comunità. Quale modo migliore per dimostrare che noi ci siamo, se non la mostra? Molto bello, grazie Giulia. Sentiamo anche il professor Marcassa, so che voleva aggiungere qualcosa a quello che ha sentito, a quello che ha visto. Sì. Prego professore. Molto importante quello che hanno detto i vostri ospiti. Ecco, anche noi come scuola da 2 anni, nei periodi di Natale e Pasqua, siamo vicini ai bambini del reparto di pediatria del Cafoncello. Cosa che abbiamo voluto per far capire ai nostri ragazzi
che la fortuna che hanno e che ci sono persone, bambini che purtroppo stanno peggio di loro. Il fatto di vedere un bambino, una famiglia che sono lì che aspettano in sala d'attesa, dentro al reparto, in degenza, portargli una focaccina, un panettoncino, un sacchettino di biscotti. Poi noi collaboriamo anche con i nostri ragazzi del legno arredo e del grafico design, insomma portiamo dei quadernini, delle borsette, dei piccoli giochini fatti a mano, quindi vedere i bambini sorridere poi in quei periodi dell'anno, quindi Natale, Pasqua, dove purtroppo non lo possono passare con la loro famiglia, ma lo devono passare a malincuore lì dentro, è bello. C'è anche i ragazzi che vedono questa cosa, vedono qualcuno che sta male, sorridere per un piccolo gesto, li riempie di gioia, ecco, anche i nostri alunni, e cominciano a capire come funziona, ecco. Ecco, il mondo del diversamente agile, e io devo dire veramente anche grazie alla vostra dirigente scolastica. Che porto i suoi saluti e la salutiamo, che purtroppo non è potuta essere con noi per impegni scolastici, la dottoressa Margherita Bergo. Ecco, alla dottoressa Margherita Bergo, che io conosco personalmente, che ha avuto sempre questa marcia in più nel capire l'importanza dell'inserimento scolastico anche dei diversamente agili. Perché abbiamo un settore dedicato anche a loro. Allora. Abbiamo un settore dedicato anche alla formazione guidata, dove ci sono ragazzi meno agili che vengono seguiti per 3 anni, quindi anche loro riescono a prendere la loro qualifica. Ecco. Seguo anch'io le terze con laboratorio di pasticceria e panificazione, e vederli all'opera proprio ti riempie il cuore, perché per un pezzo di pane, per un biscotto, per il loro modo che hanno di prenderti, ecco, ti riempiono il cuore, che vado a casa proprio che dico, anche oggi ho dato a loro qualcosa che gli può servire nel loro futuro, e poi quando ti vedono fuori sono sempre 1000 feste, 1000 abbracci, proprio hanno il bisogno di una persona che gli sia vicino, che gli faccia vedere proprio come si fa. Poi loro alcuni sono molto bravi, molto interessati, e da quest'anno alcuni di loro siamo riusciti a inserirli in un percorso con i nostri ragazzi di seconda, quindi alcune ore il mercoledì riescono a essere integrati con i nostri ragazzi. Avete capito? Quindi è quello che punta la direttrice, punta molto anche su questo. E penso anche, professor Marcassa, che oltre voi e noi a dare a loro, sono loro che danno tanto a noi. Molto. Danno la gioia, danno il sorriso, danno l'abbraccio, cosa difficile da trovare nei normodotati. Ditemi chi vi abbraccia, loro la prima cosa che fanno è l'abbraccio. Allora, Bean, ecco, queste parole del professor Marcassa, ma anche di Giulia e di quello che abbiamo sentito, l'importanza di coinvolgere i giovani anche in questa mostra, metterli di fronte alle situazioni dei diversamente agili, che però veramente vivono una quotidianità molto più serenamente, avendo molto meno rispetto a loro, ma avendo molto di più, che sono queste famiglie che li supportano, che li aiutano in un percorso. Prego, Bean. Beh, Mirella, sinceramente per l'esperienza che ho io nel lavoro quotidiano, nei progetti educativi e di coinvolgimento con i giovani che facciamo come ufficio delle politiche giovanili di Padova, ripongo molta fiducia nelle giovani generazioni attorno al tema dell'inclusione, allo sviluppo di una nuova sensibilità. Me l'hanno dimostrato più volte. Faccio un esempio molto recente, anche l'anno scorso, con dei volontari del servizio civile, in particolare addirittura con dei ragazzi che venivano in Italia da Spagna, Francia, altri paesi in giro per l'Europa e anche fuori dall'Europa, col servizio di volontariato internazionale europeo. Abbiamo organizzato un'attività di incontro e dialogo e anche un po' di assistenza tra questi giovani volontari del servizio civile internazionale italiani e l'Opera Pia di Sant'Antonio a Padova, che come sapete è una delle strutture di assistenza più importanti per persone anziane e persone con disabilità gravi. Li ho anche avuti ospiti e li ringrazio Esattamente, sempre. si ricorderai benissimo, e anche a sorpresa
di quelli che sono i nostri operatori del progetto Giovani, quindi l'equipe che segue questi progetti, include e coinvolge i ragazzi. C'è stata un'interazione, una capacità di venirsi incontro veramente speciale, e questi giovani ragazzi e ragazze, tutti con meno di 22-23 anni, sono davvero stati in grado di interagire con le persone assistite in questa struttura e lavorare anche con loro nei laboratori, e addirittura organizzare un concerto in cui hanno tutti suonato ciascuno uno strumento, e si sono anche esibiti proprio al San Gaetano presso lo Spazio 35, che è la sala a fianco rispetto a quella dove si tiene la mostra. Quindi io credo che le giovani generazioni vengono sempre purtroppo rappresentate come fragili, disagiate. Spesso gli episodi di violenza che ci sono e non vanno chiaramente negati, vengono però raccontati in maniera iperbolica, esagerata, come se esistessero solo questi, ma in realtà la maggior parte di loro ha una grandissima sensibilità culturale e personale ed empatica per le fragilità, per le diversità, per le disabilità, e anche per temi fondamentali per la collettività, come possono essere l'ambiente e la solidarietà. Quindi la cosa più importante da fare è cercare di alimentare questa loro sensibilità nei progetti con le persone con disabilità, ma anche in tutti gli altri progetti che si possono costruire, e dare loro protagonismo, perché hanno una forza, un'energia, una sensibilità, questi giovani, che può davvero portare del bene a tutta la collettività. Bisogna semplicemente farla emergere, e forse per farla emergere bisogna parlare un po' meglio di loro e non concentrarsi sugli aspetti negativi o sui fatti di cronaca negativi che coinvolgono i giovani, ma concentrarsi molto di più su quanto di buono riescono e possono fare. Questo però so che Mirella lo fai quotidianamente e ti ringrazio. Purtroppo non è così in tutto il giornalismo, soprattutto sulle testate nazionali. Vedo che il racconto sulle giovani generazioni è sempre molto stigmatizzato, o comunque si concentra molto sugli aspetti più negativi, sulla violenza o su alcuni casi di disagio. Secondo me invece è importante raccontare quello che fanno di buono per la comunità, perché più lo raccontiamo, più giovani saranno interessati a impegnarsi nel volontariato e in questo tipo di progetti per contribuire per l'appunto al benessere della comunità in uno spirito di solidarietà e di altruismo. Allora andiamo a vedere proprio questo esempio positivo che Mirella fa vedere, che è questo ragazzo eroe che salva questa ragazza. Andiamo a Venezia. Un'esperienza formativa di 8 giorni nel Mediterraneo a bordo di una nave da crociera per studenti di varie scuole provenienti da tutta Italia ha rischiato di concludersi nel peggiore dei modi, se non fosse stato per il coraggio e la prontezza di riflessi di Federico Di Burano e Virginia di San Donà di Piave, compagni di classe e di banco al 5° anno all'Istituto Alberghiero Cornaro di Jesolo. Una ragazza epilettica si è sentita male, praticamente ci è svenuta davanti. E noi siamo subito andati in soccorso della ragazza, essendo che i compagni e le persone accanto a lei non sapevano come gestire la situazione, e allora noi, sapendo anche come gestirla, siamo intervenuti, l'abbiamo messa in posizione di sicurezza e praticamente le abbiamo salvato la vita. Nessun dubbio, nessun tentennamento, ma un grande coraggio e soprattutto la volontà di salvare la vita di quella ragazza di 15 anni. Penso che sia stata una cosa normale, assolutamente, perché è una situazione molto pesante anche da viverla, però si è riusciti a gestirla al meglio. D'istinto sono subito andata ad aiutare la ragazza, perché quando vedo la gente stare male sono sempre pronta ad aiutare. Per fortuna sapevo anche gestire la cosa grazie ai miei genitori che appunto lavorano in ospedale. Ero sicura di quello che stavo facendo, ok? Perché appunto la posizione era quella, stavo attenta appunto alla lingua, perché gli epilettici appunto il rischio è che si soffocano, e quindi no, in quel momento
ero sicura. Il personale medico della nave ci ha messo circa 20 minuti ad arrivare, raccontano i due studenti. Probabilmente se non fosse stato per loro l'epilogo sarebbe stato diverso. Eppure Federico e Virginia non si sentono degli eroi. Non penso di essere stata un'eroina, perché comunque ho fatto questa cosa perché me la sentivo, non perché per farmi vedere in generale. Non devo dimostrare niente a nessuno, in quel momento volevo solo aiutare quella ragazza. Non mi sento un eroe perché penso che sia giusto sapere anche come gestire una situazione del genere anche al di fuori dell'ambito scolastico, e soprattutto noi che lavoriamo in sala può sempre servire anche con giovani, vecchi, con tutti. Sul ponte della nave c'era anche la preside che si è complimentata con i suoi studenti come tante altre persone nei giorni seguenti. Io volevo fare un appello, volevo dire che secondo me nelle scuole bisognerebbe applicare un corso di primo soccorso, perché è molto utile, perché in questi casi ormai bisogna saper agire, perché non si sa mai in che situazioni possono accadere, non si sa. Quindi secondo me bisognerebbe attuare questa cosa in tutte le scuole. Allora, professor Marcassa, siccome so che adesso lei ci deve lasciare, ecco come commenta questo servizio. Questo è un servizio che fa vedere questi ragazzi, chi sono i nostri bravi ragazzi. Li abbiamo, guardate che li abbiamo, avete visto che preparati, che competenti. Questo fanno l'alberghiero, certo, ma sanno fare anche il primo soccorso, che è fondamentale. Professore, cosa vuole dire? Gli fa molto onore quello che hanno fatto, perché non è da tutti. Con la fermezza, la tranquillità, immagino che in quel momento non c'era, però vuol dire che hanno anche avuto dalla famiglia una buona base di educazione, di civiltà verso chi da un momento all'altro può avere bisogno di un intervento, ecco. Quindi questo gli fa solo che onore e complimenti. Voi fate anche questa formazione di primo soccorso, voi la fate nella... Vedete questa dirigente che è attenta, che ha queste cose? Sì, fanno dei corsi ragazzi e periodici, insomma, di sicurezza, di primo soccorso, quindi i nostri ragazzi per accedere al tirocinio devono avere tutti gli attestati, ecco, quindi sono formati su tutto quello che, insomma, necessita essere formati. Infatti mi ricordo quel ragazzino uscito da scuola, appunto, che un signore era caduto per terra, appunto, con una crisi, e lui ha fatto il primo soccorso. Sì. Era la prima volta, ma ero sicuro che l'avevo imparato a scuola. Non l'avevo mai fatto, ma l'avevo imparato. Capite l'importanza di questi anche dirigenti, di questi insegnanti, di questi professori, di andare anche oltre quello che è il loro ruolo. Certo. È un ruolo diverso, ma è un ruolo importante. Bean, cosa vuole dire? Come vuole salutare il professor Marcassa? Bean? Non lo sento. Mi sentite? Sì, adesso sì, non spegnete i microfoni per cortesia, no, se no faccio fatica. Come vuole salutare il professor Marcassa e cosa vuole dire di questo servizio? Prego, Bean. Lo saluto, lo ringrazio, ho potuto sentirlo poco, però ho capito che la sua esperienza lavorativa, educativa e professionale è di grande valore, soprattutto per i giovani, e sull'esperienza mi accodo un po' a quello che ha detto lui sul servizio e soprattutto mi riallaccio a una cosa molto importante detto dai due ragazzi protagonisti di questo buona notizia, di questa opera di bene che hanno fatto. È importante che all'interno delle scuole vengano fatti i corsi di primo soccorso. Io penso che ogni tanto all'interno delle scuole non ci concentriamo, meglio gli insegnanti lo fanno benissimo, anche gli studenti, ma chi fa i programmi scolastici, quindi il governo, il ministero, ma anche gli enti regionali che si occupano della programmazione scolastica, si concentrino un po' troppo su questioni che hanno poco rilievo e poca importanza e meno su quello che chiedono ad esempio gli alunni, gli studenti, e che sarebbe importantissimo. Faccio un esempio, il professore dirige chiaramente un istituto professionale dove i ragazzi imparano una professione fin dall'inizio, però se noi guardiamo ad esempio gli istituti tecnici, i licei ed altre scuole in cui non c'è una formazione professionale ma magari si lavora di più sui libri, in queste tipo di scuole qua io penso che il PCTO, l'alternanza scuola-lavoro, chiamiamola come vogliamo chiamarla, abbia poco senso e abbia più importanza invece concentrare la formazione dei ragazzi fuori dallo studio su ad esempio
ambiti proprio come i corsi di primo soccorso oppure anche il volontariato. Noi stiamo cercando come progetto giovani non solo di portare i corsi di primo soccorso in tutte le scuole, ma stiamo anche cercando di trasformare quelli che sono i PCTO, l'alternanza scuola-lavoro, ribadisco per licei, istituti tecnici, non per gli istituti professionali che sono hanno un altro aspetto, un'altra caratterizzazione. Stiamo cercando di portare quelle ore là per cui i ragazzi dovrebbero trovare un lavoro, peraltro anche non retribuito, in progetti di volontariato, perché riteniamo più importante che un giovane, a meno che non scelga fin dall'inizio un percorso professionalizzante, impari a stare nella comunità, impari a prendersi cura della comunità, impari a salvare una vita e impari i principi della solidarietà e dell'altruismo, come ho detto prima, che sono essenziali non solo per la formazione del lavoratore, ma prima ancora per la formazione del cittadino. Detto questo, ringrazio e saluto ancora il professore, perché anche il lavoro che fa di portare per l'appunto i suoi studenti negli ospedali penso sia importantissimo a livello proprio di sensibilizzazione e di incontro tra diversità, e far capire anche come il lavoro è un modo non solo per guadagnarsi la vita, ma per guadagnarsi da vivere, ma anche per talvolta portare gioia a chi ne ha bisogno. Questo è Molto un chiaro. pensiero importantissimo. Allora adesso andiamo a vedere l'intervento del papà di Lisa, questa ragazza che sente ma non parla, che è la figlia di Raffaella e di Giovanni. Andiamo a sentire cosa ha detto Giovanni. Salutiamo il professor Marcassa, lo ringraziamo. Veramente grazie al professor Manuel Marcassa dell'Istituto Professionale Lepido Rocco di Lancenigo. Grazie, grazie. Il professore, andiamo a vedere cosa ha detto Giovanni, il papà di Lisa. Allora noi vogliamo che tutte le persone che sono qua, ma anche gli altri, capiscano che le persone che hanno delle difficoltà hanno più aspettative e vogliono che le altre persone accettino e che si mettono in gioco anche le persone che hanno delle difficoltà. Con gli altri si riesce a crescere e si riesce a condividere e si capisca e aprire la mente, perché la mente invece di guardare il telefonino bisogna aprirla al mondo e far sì che le persone si mettono in gioco tutti, a far partecipare tutti e anche quelli che hanno difficoltà. Noi con la mia famiglia abbiamo cercato di fare squadra e vogliamo che Lisa, come lei vuole tanto, che ci sono ragazzi che vogliono stare insieme, di fare squadra, di stare insieme, perché sabato e domenica e anche quando finirà la scuola praticamente lei si sente sola, si troverà sola e fuori dalla porta non c'è nessuno che suona il campanello. Allora vogliamo che lei possa giocare, possa divertirsi come tutti gli altri e che abbia anche lei l'aspettativa che ci sia qualcuno che dica vieni anche tu, perché vieni esclusa. Posso andare io? No, non posso. Perché? Perché tu sei diversa, lei è diversa come tutti quanti, noi siamo diversi, anch'io sono diverso. Allora facciamo sì che tutti quanti sul suo diverso si possa fare squadra. Questo è il nostro obiettivo che Lisa vuole che gli altri giovani dai 15, 18, 20 anni o anche più facciano squadra con lei e così noi siamo contenti. Allora Giulia, cosa vuoi aggiungere dopo aver sentito Giovanni, il papà di Lisa, aver sentito Bean, aver sentito il professor Marcassa? Prego Giulia. Allora, io mi scuso, il papà di Lisa non l'ho sentito perché si è abbassato l'audio quasi subito e non ho capito, non ricordo nemmeno le sue parole, ero presente anche io quel giorno ma non ho modo di ricordarlo. Allora te lo dico io Giulia cosa ha detto, ha dato questo messaggio che sua figlia deve vivere la quotidianità che vivono tutti i ragazzi e le ragazze della sua età, che deve frequentare i ragazzi della sua età, che deve uscire, che deve fare quello che lei vuole fare, socializzare con gli altri, però fa molta fatica. Ecco, loro fanno quello che possono, però fanno fatica a far capire che Lisa può socializzare anche con questi ragazzi e essere accolta. Prego Giulia. Sono perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto il papà di Lisa, è un po' quello che ho provato a dire anche io ieri durante la conferenza stampa alla mostra a Padova, io ci sono.
Sono bambini come gli altri, adolescenti come gli altri e adulti come gli altri e vogliono le stesse cose che vogliono tutti gli altri. I bambini hanno voglia di giocare, gli adolescenti hanno voglia di stare insieme a altri ragazzi e ragazze della loro età, magari hanno degli interessi in comune e possono passare il tempo insieme a fare qualcosa che è piacevole per tutti insieme. Gli adulti la stessa cosa, sono persone come tutti gli altri e vogliono le stesse cose che vogliono tutti gli altri. Non è complicato da capire. Il problema è capire come accogliere questi ragazzi dalla società, una società che non è di sicuro inclusiva. Andiamo a sentire anche cosa ha detto Oscar, che è il papà di un altro ragazzino meraviglioso. Andiamo a sentire. Sono Oscar, il papà di Giorgio, vengo da Piazzola su Brenta. Mio figlio ha avuto in questi ultimi periodi un intervento chirurgico abbastanza importante e comunque andiamo avanti. Devo fare i complimenti alla signora che alla sua età insomma è ancora forte, insomma è spalle grossi e ghemo e andiamo avanti, insomma senza paura. Dico sempre che a casa mia non vi mai mangiare, pertanto lotto sempre per i diritti di mio figlio, visto che ogni volta, ogni anno c'è il taglio delle risorse e devono sempre tribunare e questo non va bene, non va bene. Ringrazio Raffaella che mi ha invitato, grazie a Raffaella e anche a Giovanni, a Mirella che insomma è sempre presente in questi eventi. Se mi permette faccio un appello anche alla pubblica amministrazione, insomma noi siamo qua. Cosa cerchiamo da voi? Certamente un appoggio. Vogliamo un appoggio, abbiamo bisogno, i nostri figli possono dare qualcosa, un contributo alla popolazione, al paese, alla città. Non siamo da mettere da una parte perché abbiamo determinati problemi. Vi chiedo un appoggio concreto e forte. Grazie. Allora Bean, come vede questi genitori si rivolgono anche agli amministratori che hanno presenti, a questi sindaci, assessori, per far capire l'importanza del supporto che devono avere. Sono famiglie, genitori che stanno lottando, che hanno creato il dopo di noi perché non c'erano molte risposte. Questi tagli che fanno male a queste famiglie che dicono ma perché? Prego Bean. Sì, è difficile dare una risposta che non sia politica, Mirella. Purtroppo per gli interventi di sostegno, aiuto e inclusione delle persone con disabilità, non solo dei bambini ma anche delle persone più anziane o di età più avanzata, diciamo così, il sostegno economico e l'investimento e i finanziamenti sono sempre troppo esigui, troppo bassi, questo è abbastanza evidente. Io penso che dalla legge Dopo di Noi fatta, se non sbaglio, governo Renzi nel 2015, se non sbaglio 2016, interventi importanti per l'inclusione e le famiglie con persone con disabilità ne sono stati fatti zero e anzi abbiamo visto semplicemente tagli ai fondi di finanziamento per i servizi e per i progetti. E quindi ci vuole la volontà politica da parte di chi tira le briglie del Ministero e quindi organizza la politica nazionale e gestisce i finanziamenti per investire in questo settore e costruire progetti che siano davvero inclusivi. Troppe volte sentiamo dire che la coperta è corta, non ci sono fondi di qua, non ci sono fondi di là. Io dico sempre, se la coperta è corta, allora cerchiamo di tenere al caldo chi ha più bisogno e di tagliare semmai le spese superflue. Credo che continuare a tagliare e a ridurre quelli che sono i fondi di finanziamento per il Dopo di Noi, per i progetti per l'inclusione per le persone con disabilità sia assolutamente, oltre che sbagliato, sia sintomo di una carenza di empatia e anche di comprensione di quelli che sono davvero i problemi sociali, perché per l'appunto se le risorse non sono molte, ecco che magari vanno assolutamente investite nelle parti della società più fragili e che hanno più bisogno.
Quindi prima di parlare magari di taglio delle tasse per le imprese o per gli investimenti del tutto inutili, secondo me, come possono essere infrastrutture che non servono a niente, penso al ponte sullo stretto che costerà svariati miliardi o cose di questo tipo, io penserei prima di tutto a investire assolutamente in quei settori, in quei progetti, in quei finanziamenti che vanno a sostenere l'inclusione e le persone più fragili che hanno bisogno di un aiuto, ma più che di aiuto hanno bisogno di politiche che permettano loro di riscoprire, ritrovare una loro autonomia e un loro posto nel mondo. Abbiamo Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai Ciao. tuoi ospiti. Intanto buona festa per domani a tutti quanti. Grazie. Voglio fare, Mirella, una chiacchierata col signor Bean. Sì. Ok? Allora, signor Bean, intanto buongiorno. Allora, io praticamente adesso capirà da che parte politica io sono schierato. Allora, va bene. io a prescindere, non sono d'accordo con l'accoglienza. Ok? Perché adesso le spiego il motivo. Questo non vuol dire essere razzisti come voi puntigliate la gente. Allora, se noi dobbiamo accogliere tutto il mondo sul nostro paese Italia, che è piccolo come una formica, non ci stanno tutte le persone, ok? Per carità. C'è il buono e il cattivo da ogni parte del mondo. Ogni paese che vai gente ne trovi, ok? C'è il buono e il cattivo dappertutto. Però, signor Bea, io dico una cosa, è impossibile accogliere tutto il mondo in Italia, ok? Perché tutte le persone, ci sono miliardi di persone che vivono in Africa, miliardi di persone che vivono in un altro paese. Queste persone purtroppo non tutti scappano dalle guerre, non tutti, ok? Non tutti. Quindi l'Italia purtroppo non può accollarsi sul groppone molta gente che viene qua, che poi tanto li vediamo buttati per le strade, non vanno a lavorare, ok? Perché sugli occhi di tutti, e vanno a fare altre cose, spaccare la testa alle persone e quant'altro, ok? Perché queste sono le immagini che arrivano in televisione da ogni TV, da ogni telegiornale, ok? Ecco. Comunque, per carità, io non dico niente, signor Bea, io non ce l'ho con lei, io ce l'ho con quelle persone che pontificano e poi alla fine fanno tutto il contrario di quello che è, ok? Ecco, perché per aiutare queste persone ci vuole miliardi e sopra miliardi per aiutare tutte queste persone. Non ce la faremo mai, è un cane che si morde la coda. Ecco, io con questo la saluto, attendo sue risposte e a tutti quanti voi una buona giornata. Abbiamo sentito Maurizio da Conserve, prego Bean. Se c'è qualche altro intervento posso prego Bean. Posso rispondere subito. Ma allora, guardi, rispondo al telespettatore. L'accoglienza è un obbligo morale, perché se delle persone sbarcano qui dopo un viaggio che ha visto in cui hanno patito delle sofferenze incredibili e hanno rischiato la morte, soprattutto vengono qui non solo perché scappano da guerre, ma scappano da fame e povertà e situazioni di indigenza e di neocolonialismo di fatto che abbiamo causato noi come Occidente nel secolo scorso, noi abbiamo il dovere quantomeno di accoglierli e di fare un primo soccorso e di salvarli dalla rotta sia sul Mediterraneo che la rotta sul Balcanica, quella a piedi, che sono assolutamente tragiche e causano sofferenze e rischiano di far morire queste persone. Abbiamo il dovere di accoglierli e di fare quantomeno un primo soccorso e di salvare loro la vita. Sull'integrazione invece di queste persone all'interno del nostro territorio, ma il ragionamento per cui si dice che tutta l'Africa in Italia non ci può stare, non siamo pronti, mi dispiace, ma è un ragionamento molto alimentato da una propaganda, secondo me, razzista, voluta da un certo tipo di politica, la politica anche di questo governo, secondo me la politica del centrodestra, perché i numeri
di sbarchi e di arrivi da parte dei migranti nel nostro paese non sono numeri da invasione, non sono numeri da tutta l'Africa che arriva. Negli ultimi, se non sbaglio, 2-3 anni in Italia sono arrivate circa 144.000 persone, sì, negli ultimi 2 anni e mezzo, dal 2024 a questo 2026, se non sbaglio, e molte di queste persone, peraltro, una volta arrivate vogliono andare in altri paesi dell'Unione Europea, quindi non tutte si fermano qui. Tutte queste hanno però intenzione di lavorare, richiedere asilo o comunque costruirsi una vita migliore, ma i numeri di arrivo non sono numeri da invasione, non sono numeri impossibili da gestire. Ci vogliono però dei progetti seri di accoglienza e integrazione che al momento nel nostro paese un attimo mancano. solo perché c'è un intervento, sennò cade la linea. Abbiamo Giulia da Venezia. Vai Giulia. Mirella, ciao, buongiorno a tutti e ai tuoi ospiti che hai là. Allora Mirella, anch'io volevo dire del 25 aprile, il giorno della liberazione dal nazifascismo che aveva occupato l'Italia. E io Mirella voglio farlo perché tutti quelli che hanno servito la patria, e non questi patrioti qua che abbiamo a governo che ci dicono patrioti di che cosa. E allora io volevo dire Mirella che quelli che non ce l'hanno fatta, poveretti, sono morti per la patria, e quelli che ce l'hanno fatta, come mio papà Mirella, era in prigionia dagli inglesi in Sudafrica. E non poteva venire a casa fino a che non c'è stata la liberazione del 25 aprile. Però lui dopo è venuto a casa quasi nel 26, sicché tutti quelli che hanno fatto la prigionia, Mirella, sono patrioti che hanno salvato la patria, e tutti quelli che non ce l'hanno fatta, poveretti, bisogna ricordarli, perché è una ricorrenza storica. È inutile che vogliono cambiare la storia, che dicano ma è un 25 aprile. No, la storia ricorda il sacrificio di quelli che hanno servito la patria. Poi Mirella, posso dire una parola anche a riguardo di questi immigrati? Certo. Però Mirella, almeno dessero la cittadinanza, che potessero lavorare, perché se dopo 10 anni non hanno ancora il permesso di soggiorno, cosa fanno questi poveretti qua? Allora cerchiamo di dire le cose giuste, perché sicuramente che tutta l'Africa non ci sta qua, però almeno quelli che sono qua da 10 anni sistemarli. Ti ringrazio Mirella dello spazio che mi hai dato, ti saluto Mirella, anche a te una buona festa del 25 aprile, a tutti buona giornata e ciao Mirella. Ciao cara Giulia, grazie per ricordare questo giorno solenne, veramente che va ricordato. Bean, come sarà questo 25 aprile a Padova? E i giovani parteciperanno a questa importante, come dice Giulia, sì, tantissimo, storia la loro storia, prego. Finisco di dire quello che volevo dire prima, che risponda al telespettatore che ha chiamato in precedenza, richiamando anche molto rapidamente quello che ha detto la telespettatrice di adesso. Il problema non sono i numeri sono gestibili se ci sono progetti di accoglienza validi ed efficaci, e il fatto che persone che vengano qui e vogliono lavorare non ottengono, per una burocrazia volutamente gestita male, un permesso di soggiorno, non possano lavorare, si ritrovino poi in strada o in dei centri di accoglienza straordinaria, denota che non c'è assolutamente un percorso di accoglienza e di integrazione, anche perché l'Italia è un paese purtroppo che invecchia sempre di più, e quindi se ci sono persone che vogliono venire qui, costruire una famiglia, integrarsi e
e portare anche risorse, manodopera, forza lavoro e contribuire alla nostra società, assolutamente ben venga. L'Italia è sempre stato un paese accogliente e multiculturale, però bisogna includerli, bisogna integrarli con progetti di inserimento lavorativo e personale serio che al momento mancano. Io non vorrei che questi progetti mancassero proprio per volontà di tenere la situazione tesa, di tenere questa situazione ingestita con molte persone migranti che si trovano a girare per strada o raccolte in centri di accoglienza che non funzionano e creare disagio, e in questa maniera qua si costruisce una propaganda per cui la colpa è sempre dei migranti o la colpa è della sinistra che li difende, invece la responsabilità non è di chi dovrebbe semplicemente organizzare dei percorsi di inclusione e di integrazione che non ci vorrebbe assolutamente molto a organizzare e farebbero anche il bene per la nostra società, per l'inclusione, per la tranquillità e anche per la nostra economia, che ha bisogno di più lavoratori e di più forze e più energie. Sul 25 aprile anch'io faccio gli auguri in anticipo a tutti e a tutte per la festa della liberazione. Nella nostra città come sempre sarà una grandissima festa. Padova è una città di orgoglio e di cultura antifascista e democratica. La mattina in ogni quartiere di fronte ai cippi commemorativi dei partigiani e della Resistenza ci saranno delle piccole commemorazioni, poi ci sarà la commemorazione ufficiale con le forze armate, le istituzioni e le autorità al Palazzo della Ragione con il nostro sindaco Sergio Giordani. Io sarò presente ovviamente alla commemorazione qui vicino nel mio quartiere, il quartiere Palestre, poi anche a quella istituzionale, e poi tutto il pomeriggio ci saranno eventi ludici di aggregazione, di stare assieme, organizzati dalle varie associazioni nei quartieri, vedere anche la mostra Io ci sono. E anche finisco, i cittadini hanno organizzato, i giovani in particolare, le associazioni giovanili e le forze politiche giovanili hanno organizzato un bellissimo corteo in onore e ricordo della Resistenza, della lotta partigiana che scorrerà per le vie di Padova. Quindi sarà una giornata all'insegna della Resistenza e della liberazione, e che con tanta festa, tanta aggregazione e voglia di stare assieme ricorderà questi valori importantissimi della Resistenza su cui si fonda la nostra Costituzione e la nostra democrazia. E si potrà vedere anche questa mostra, visitare questa mostra su questo meraviglioso polo culturale. Ecco qua la mostra che inizierà da oggi a Padova, l'importanza anche di far sentire la solidarietà a questi genitori, che sono loro che l'hanno creata l'idea, sì è vero, è di Mirella, però poi li ho lasciati veramente a gestirla, perché insomma è molto importante sapere che sono supportati. Io faccio quello che posso, però adesso sono loro in prima linea. Giulia, cosa vuoi dire? Qui vediamo la locandina, prego Giulia. Sì, io volevo dire che volevo collegarmi alle parole che ha detto Pietro Bean prima, quando ha parlato dell'importanza di valorizzare gli aspetti positivi dei giovani, non solo i fatti negativi che sono alla ribalta sulla cronaca spesso e volentieri, perché, come diceva lui, l'esempio positivo può portare altri giovani ad avere voglia di avvicinarsi al mondo del sociale e del volontariato. Giulia, ferma perché abbiamo Giorgio da Padova, poi continuiamo. Vai Giorgio. Buongiorno. Buongiorno. Sono Giorgio da Padova. Niente, volevo sentire Bea che sta dicendo che ci vuole accoglienza qua e là. Ma vi rendete conto come siamo messi nelle città? Non si riesce più a uscire. Sì, c'è malavita dappertutto. No, non è vero, non voglio litigare, ma non è vero. Aspetta, Bea, anche finisca. Prego Giorgio. Ma poi c'è un'altra cosa da dire. Dicono che bisogna fare più prigioni perché non bastano, ma le prigioni sono 3/4 di loro, di extracomunitari. Ma dove siamo arrivati? Ma quelli di sinistra dovrebbero solo vergognarsi e basta. Sì, va bene. Fermo. Prego Giorgio. Va bene, dai. No, finisci Giorgio, finisci. Volevo dire solo che io ho una certa età, ho 75 anni, quando avevo 20 anni andavo al cinema a Padova, si poteva andare dappertutto, a una certa ora non si può più, perché hai paura. Ma vi rendete conto che non c'è più libertà ormai?
siamo ridotti che abbiamo paura di fare due passi. Ma è ancora parlano di accoglienza. C'è gente, io ho lavorato anche in fabbrica, c'è gente che sinceramente sono dei bravi ragazzi che vengono anche dall'Africa, che vengono dall'est e sono bravi quelli là, ma quelli che non si vogliono integrare devono uscire subito, devono andare a casa loro. Ci siamo capiti, perché ci costa l'ira di Dio noi. Insomma, scusa, vado via. No, hai fatto bene, Giorgio, hai fatto le tue riflessioni, ci mancherebbe altro, dovete farle, poi ognuno fa le proprie e dà le risposte. Allora finiamo con Giulia, poi sentiamo Bean. Vai Giulia. Sì, io volevo dire, ricollegandomi alle parole di Pietro, che le condivido e le sottoscrivo in pieno, perché io da mamma di bambino con fragilità invisibile, per quanto sia paradossale, il grosso dei problemi con la comunità, la società nella quale viviamo, li riscontro nelle persone nella fascia d'età dai 35 ai 40 anni in giù, i giovani, perché le persone dai 35 ai 40 anni in su, quando io spiego che il bambino ha una problematica che non è visibile subito, te ne accorgi dopo un po', ok? Io lo spiego, loro capiscono, fanno un passo indietro, chiariamo la situazione, ci facciamo una risata sola e la cosa muore lì. Con le persone dai 35 ai 40 anni in giù sbuffano, si offendono, si innervosiscono loro, creando di fatto a me, genitore di minore con fragilità, un problema nel problema. Io già ho un problema a gestire mio figlio quando ha questi episodi di, chiamiamoli comportamento problema. Sono episodi dove è fortemente frustrato, per cui fa fatica a riconoscere le emozioni, a gestirsi, a contenersi, a capirsi, e tu genitore lo devi contenere, gli dai una mano a gestire questo momento così difficile per lui. È difficile anche per il genitore, ok? E io mi rendo conto che per chi ci sta intorno può essere un disagio, mi dispiace, vi assicuro che non ci stiamo divertendo in quel momento lì, ne faremo volentieri a meno. Ripeto, le persone più grandi comprendono, fanno un passo indietro, qualcuno si propone: signora, come posso aiutare? Guardi, non importa, grazie lo stesso, perché di fatto non c'è molto che possono fare nel pratico. I giovani si innervosiscono, l'altro giorno è stato risposto: non è un problema mio. Ok, grazie, che bella persona che sei, grazie veramente. Quindi è importante quello che diceva Pietro prima, nel puntare sui giovani e risaltarne gli aspetti positivi che ci sono e non vengono, secondo me, sottolineati abbastanza. E continuare a lavorare perché questi giovani, che saranno la società del domani, nella quale mio figlio e gli altri partecipanti alla mostra Io ci sono e gli altri soggetti fragili che non sono ancora inclusi nella mostra si troveranno a essere inclusi in questa società fatta da queste persone, dove la maggior parte è vero che hanno voglia di applicarsi nel sociale, di fare il volontariato e comprendono. Ce ne sono ancora tanti che però vivono con il paraocchi, sono poveri di animo, hanno un cuore arido, si vede, non lo so, vivono proprio col paraocchi, guardano il proprio orticello, una volta che hanno fatto il suo basta, non è più un problema mio. Molto non chiara funziona. Giulia, devo correre perché sono in chiusura, sentiamo come replica Bean sia a Giorgio da Padova che a Giulia, che sta spiegando anche veramente i problemi che vive. Ringraziata per aver portato la sua esperienza, la saluto, sono sicuro ci vedremo anche nei prossimi giorni alla mostra, è sempre un piacere vederla e collaborare con lei, anzi ti ringrazio ancora. Rispondere a Giorgio, al telespettatore: mi dispiace, io non sono come politici con qualche capello in bianco in più di me, che in una maniera o nell'altra cercano sempre la benevolenza del
del cittadino che interviene, e io se non sono d'accordo con quello che dice una persona glielo dico in faccia in maniera molto schietta, e secondo me quello che ha detto il telespettatore prima purtroppo è molto distante dalla realtà. Non abbiamo un problema di numeri sui migranti, sulle migrazioni, sugli arrivi. I numeri sono perfettamente gestibili. Il problema è stato che si è smantellato un certo tipo di accoglienza che un tempo c'era, che adesso non c'è più, e che si sono peggiorate notevolmente le cose. Perché molto rapidamente i migranti che arrivano qua dal punto di vista giuridico formale sono di due tipi: o quelli che chiedono la protezione d'asilo perché scappano effettivamente da guerre, o chi scappa da situazioni diverse ma comunque difficili, e in tal caso ha una protezione diversa che si chiamava protezione sociale, che però gli consentiva comunque di avere un permesso di soggiorno e di lavorare. Il governo questo ha tolto completamente la protezione sociale, quindi noi abbiamo i richiedenti asilo, chi viene da paesi effettivamente a rischio, che hanno un percorso, ma sono pochi questi, hanno un percorso che gli permette di integrarsi, spesso con l'aiuto dei comuni, un percorso che si chiama SPRAR. Tutti gli altri che vengono infilati in centri di accoglienza straordinaria e stanno lì finché sostanzialmente devono attendere il permesso di soggiorno, e molto spesso ci vuole molto tempo. Poi a un certo punto vengono lasciati completamente privi di un progetto di integrazione, di accoglienza e di assistenza, e quindi si trovano a girare per le nostre città senza alcun tipo di documento, senza alcun tipo di percorso di inclusione e di integrazione. Capite che il problema non sono i migranti, non sono i numeri, ma il problema è chi non li vuole gestire. Questa è la verità, non vogliamo, molto chiaro. Io vorrei mandare anche le immagini. Ma sarebbe molto facile gestire questo. Vorrei mandare qua. anche Basta le immagini. semplicemente garantire a queste persone. Però bisogna correre perché se no non ce la faccio. Vorrei mandare anche le immagini di questi emigranti all'ex caserma Zanusso a Oderzo, per far capire che finalmente qualcosa si sta muovendo, c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di igiene, c'è un problema di sanità pubblica. Vediamo le immagini, ecco, che scorrono nei vostri teleschermi. Ecco, abbiamo anche in linea, ecco, vivono in queste situazioni. Abbiamo in linea Roberto da Salzano. Ciao Roberto, lasciate le immagini per cortesia. Vai Roberto. Volevo dire solo una cosa, ma sento tutta la gente che parla di immigrazione, ma ci rendiamo conto che questa immigrazione l'abbiamo creata noi in linea di massima, perché in Africa abbiamo portato solo che povertà. Solo che povertà, abbiamo portato via in Africa, non portato l'economia e queste cose. Quindi l'immigrazione che noi abbiamo adesso è stata creata da noi occidentali. Vorrei fare un piccolo esempio, no? Mio figlio lavora all'estero ed è stato, diciamo, quasi per un anno in Inghilterra. In Inghilterra questo problema di razzismo non esiste. Non esiste perché non è classificato razzismo, perché le loro colonie, loro hanno avuto molte colonie, no? E tutti quelli erano cittadini inglesi, e quindi questi sono andati in Inghilterra. Quindi, ma nemmeno in Germania c'è questo problema di razzismo come l'abbiamo noi. Il razzismo è una cosa endemica. Noi abbiamo avuto per 30 anni un partito che è vissuto sul razzismo. Ci ricordiamo che una volta non c'era il razzismo per la gente che veniva dall'estero, ma qui in Italia c'era il razzismo tra italiani e italiani. Ci ricordiamo che in Piemonte, in Lombardia volevamo mandare via tutti i terroni. Quindi quelli che parlano di queste cose dovrebbero ristudiarsi la storia. Se noi vediamo, e poi vi lascio, noi vediamo in America c'è uno dei razzismo più evidente, che prima hanno importato le persone di colore per l'economia propria. Adesso che ci sono dei problemi, cosa fanno? Le vogliono rimandare nei loro paesi. È una cosa scandalosa, è vergognoso. La saluto. Abbiamo sentito anche Roberto, grazie della telefonata. Roberto, allora Bean, come chiudiamo? Prego. No, ringrazio il telespettatore, ha detto una cosa molto sincera e corretta, perché bisogna avere senso storico di quello che è successo. Ci sono delle ragioni per cui delle persone da diversi continenti arrivano qua, e ringrazio anche voi per aver fatto vedere quell'immagine lì, che sono immagini raccapriccianti ma rappresentano come viene gestita purtroppo l'accoglienza oggi da questo governo, in grossi centri di accoglienza straordinaria come quello di Oderzo, o totalmente ingestibili, senza alcun percorso, sono tenuti là nel solo attesa di poterli rimpatriare o poterli lasciarli andare
andare in giro per la società a far danni senza alcun tipo di integrazione o di inserimento, perché è evidente la linea politica di questo governo, e mi espongo visto che sono politicamente schierato, sono stato eletto col Partito Democratico, ho un'idea molto molto precisa. L'idea di questo governo è quella di non fare nulla sull'immigrazione, lasciando che si creino problemi e dare sempre la colpa agli immigrati o agli oppositori politici, per non parlare di tutte le insufficienze e le incapacità di cui è il principale fautore. Pensiamo a tutto quello che non sta facendo sulla bolletta e sul caro vita. È chiaro che c'è bisogno di una distrazione di massa e quindi si dà la colpa agli immigrati e non si fa niente per integrarli. Detto ciò, basta con la polemica, e Mirella ti ringrazio per aver dato voce soprattutto a Io Ci Sono, alla mostra, a Giulia, a queste famiglie straordinarie che si attivano per l'inclusione e per il futuro dei loro bambini e delle loro bambine, e anche per aver parlato delle giovani generazioni, del loro impegno nel volontariato e per quello che possono dare effettivamente alla nostra comunità in termini di solidarietà e di altruismo. Grazie a Pietro Bean, consigliere alle politiche giovanili del comune di Padova, del PD. Adesso vediamo la locandina, chiudiamo con la locandina Io Ci Sono di Padova, con questa bellissima foto di Rayen, che è il figlio di Giulia. Giulia, come ci saluti? Prego. Io volevo ringraziare Mirella, a te, perché ci ospiti sempre, ci sostieni sempre e tu ci sei. Volevo ringraziare Pietro per aver accolto il nostro progetto e averlo appoggiato sin da subito, sin da quando abbiamo iniziato a muoverci. Lui ha detto io ci sono, e quindi noi ci siamo e voi ci siete. Grazie anche a Giulia Rossetto, grazie, pubblicità. Primo giorno di primavera con protagonista il tiramisù nella città dove naturalmente tutto è iniziato. Il dolce simbolo d'Italia diventa una festa che celebra la giornata mondiale del dessert più instagrammato del Colosseo. Convegni, tour a tema e assaggi della ricetta originale, un viaggio tra storia e gusto che richiama appassionati da tutta Italia. Sul palco del Palazzo dei 300 sfilano i nomi che hanno fatto grande il tiramisù, dall'Accademia alle varianti storiche fino agli eredi di Alba Campeol e Roberto Loli Linguanotto, legati al ristorante Le Beccherie, culla del dessert. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto noi, come possono aver fatto anche altri, ma che nel mondo oggi si parla di tiramisù con una importanza che non pensavamo, insomma, quindi l'unica cosa è l'orgoglio che abbiamo di questo, di essere come famiglia all'interno di questa storia. Massimo, che si confessa aperto alle novità, quindi sia ai pavesini che alle varianti, lui predilige quella al mango, spiega anche quale sia stata la formula vincente dell'erede dello sbatutin. Tenere in piedi un tiramisù è difficile, lo sappiamo tutti, perché lo si faceva a casa da sempre, diciamo lo sbatutin e altri dolci simili, ma l'impiattamento, tenerlo sul piatto e porzionarlo, quello è anche un grande successo, oltre agli ingredienti. E mentre di sopra si raccontano storie, sotto la loggia si assaggiano le opere dei campioni del mondo. Il tiramisù unisce grandi e piccini, cambia la vita e fa anche del bene. Il segreto è usare gli ingredienti di prima qualità, farlo con amore. Anzitutto c'è qua Principessa Elena che è molto responsabile di questo. Pensa che se noi abbiamo una giornata storta non viene buono il tiramisù. Beh, il tiramisù mi ha cambiato un po' la vita. Sono riuscito a fare molti viaggi, ho girato il mondo, ho fatto Toronto, Miami, New York, Brasile 2 volte. E la cosa che distingue tanto il tiramisù Carpe Diem e il mio è che tutto il ricavato va in beneficenza. Noi con la speranza di Marco, che è diventata anche partner della Tiramisù World Cup, i charity sponsor, raccogliamo fondi per raccogliere, appunto, per donare defibrillatori ai comuni e enti che ce lo richiedono, e da 2 anni a questa parte andiamo dentro alle RSA a fare il tiramisù agli anziani. No, guardate cosa ha portato Massimo Albanese, presidente comunità produttori dolciari, il tiramisù. Non so ragazzi, riusciamo a farlo vedere, eccolo qua.
ma veramente Presidente, intanto grazie di cuore. I nostri ragazzi, sia giornalisti che tecnici, saranno strafelici veramente, quelli che sono in sede, che riusciranno ad apprezzare questa meraviglia per il palato. Allora, professor Albanese, cosa ci racconta, Presidente, questa comunità dolciaria che fa capire l'importanza della squisitezza, della leggerezza, della bellezza, non so più cosa dire perché questo è. Prego, allora, Presidente. Noi abbiamo la fortuna di portare la gioia negli spiriti e negli animi delle persone, perché con il nostro lavoro e le nostre preparazioni arriviamo a toccare queste sensibilità e ne siamo veramente lieti e felici, perché l'intento è di lavorare con passione, con intenzioni chiaramente professionali e anche imprenditoriali, però nel cuore c'è sempre la voglia di produrre qualcosa di speciale. E speciale vuol dire qualcosa che noi saremo disposti a mangiare e a goderne, i nostri figli e di conseguenza anche la nostra clientela, insomma. Senta, Presidente Albanese, ma non è che il tiramisù ha spiegato l'importanza anche della semplicità, perché è un dolce povero, diciamo, un dolce fatto con alimenti base, niente di, dopo va bene, è stato rielaborato, però il vero tiramisù è semplicissimo. Certo. Pensa forse che questa diciamo, vittoria che ha avuto rispetto ad altri dolci sia dovuta proprio alla semplicità del dolce, a questo sapore che senti il gusto della panna, del cacao, che sono i gusti che piacciono anche nei gelati, sono quelli o sbaglio? Allora, diciamo che ci sono più possibili interpretazioni. Il fatto che sia un dolce semplice della tradizione, che quindi nella cultura popolare sia ben radicato, è chiaro che è un ingrediente che fa la differenza. L'altro aspetto è che nel tiramisù ci sono gli elementi che sono gli ingredienti di base, che sono elementi che per tutta la popolazione nazionale e non solo internazionale sono degli elementi che sono nel cuore di tutti, perché il caffè è un prodotto che viene consumato in tutto il mondo, il cacao è consumato in tutto il mondo, il mascarpone è un prodotto nazionale italiano, ma se andiamo all'estero lo troviamo dappertutto. Quindi ci sono degli ingredienti che sono particolarmente apprezzati in generale in tutto il nostro globo, insomma. Poi c'è da dire che la combinazione di questi ingredienti è vincente, cioè è qualcosa che lascia esterrefatto il palato e rimane nella memoria degustativa di tutti. Però, Presidente, io sento anche qui a Sveglia Veneti vengono ristoratori, viene un po' di tutto, ma anche nel cibo, ad esempio, era stato tolto dal menù la pasta col pomodoro perché sembrava una cosa mai superata, hanno dovuto rimetterla perché specialmente il turista straniero voleva la pasta col pomodoro. Perché fa parte della cultura nazionale italiana e perché, se fatto con maestria, quindi chiaramente ci deve essere un professionista che sappia gestire gli ingredienti, è squisita, è straordinaria. La pasta al pomodoro non si può dire che non sia così. È semplice, sì, sicuramente rispetto ad altre preparazioni è una cosa molto più facile da gestire, ma se non si sanno gestire i passaggi, gli inserimenti degli ingredienti, i tempi di cottura, probabilmente non si ottengono risultati di eccellenza. Ma sto pomodoro va cotto poco o va cotto tanto? Voi non si riesce mica a capire. È ragù mezz'ora, ragù 3 ore, pomodoro poco, pomodoro... Come va cotto il pomodoro per fare la pasta al pomodoro? Allora, io non sono uno chef, ma ho una cultura di cucina anche, e devo dire che per quello che è la mia esperienza e la mia competenza anche nel gestire gli elementi, perché qui si tratta proprio di conoscere l'elemento e saperlo trattare, la pasta al pomodoro, il pomodoro della pasta al pomodoro deve essere cotto pochissimo. Avete capito? Perché la freschezza del prodotto non viene denaturata dalle temperature e dai tempi. Cucinate poco, per cortesia, se fate la pasta al pomodoro. Nadia da Treviso, vai Nadia! Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Niente, io volevo dire, ma come mai adesso vengono fuori
i dolci tiramisù alle fragole. Io lo chiamerei dolci alla fragola perché non trovo giusto di mettere tiramisù con le fragole. No, è un ingrediente che io lo chiamerei torta alle fragole. Questo è il mio pensiero. Io lo faccio il tiramisù proprio come una volta. Non metto panna, faccio tuorli, zucchero e mascarpone e ci metto un goccio di caffè ristretto dentro nella crema e savoiardi, non pavesini. Grazie, arrivederci e buona giornata. Abbiamo sentito anche la ricetta della nostra Nadia, invece andiamo a vedere questa vincitrice del Tiramisù World Cup e poi sentiamo cosa ne pensa. Il tiramisù più buono del mondo lo fa una trevigiana. Daniela De Biasio di Ferra di Soligo è la vincitrice della Tiramisù World Cup 2025 e per la prima volta al di fuori dal contest ha fatto assaggiare la ricetta creativa che l'ha vista trionfare nello spazio A2A Energia di Treviso. Si muove con destrezza e passione tra ingredienti e strumenti mentre prepara la sua squisita creazione. Per il mio tiramisù creativo ho utilizzato una crema al caramello salato e una composta di albicocche. Dosandola nelle giuste proporzioni sono riuscita ad arrivare al podio. Una ricetta originale che le ha permesso di sbaragliare una agguerrita concorrenza proveniente da tutto il mondo. I miei giudici sono stati i miei figli e mio marito a casa. Aggiungi questo, togli l'altro, secondo me metti un po' di questo e la cosa più divertente è mamma è finito il tiramisù in frigo. E in effetti stavolta il suo dolce è finito ancora più lontano negli spazi di A2A, partner della Tiramisù World Cup. Siamo molto felici di ospitare la campionessa del mondo della Tiramisù World Cup 2025 all'interno del nostro spazio di A2A Energia qui a Treviso. Allora, Presidente Albanese, come commentiamo quello che ha detto Nadia, il servizio e quello che vuole dire lei naturalmente? Allora, diciamo che io sono pienamente d'accordo con la signora Nadia, tant'è vero che faccio parte dell'Accademia del Tiramisù, che è una delle promotrici della vera ricetta del tiramisù e della vera realizzazione del tiramisù che nasce qui a Treviso. Addirittura nel Risorgimento ci sono documentazioni, cioè dei documenti scritti che ci riportano a queste testimonianze. Cioè proprio trevigiano. Trevigiano, sì, che ne dicano i friulani. I friulani bisogna che si metta via, io dico mettetevela via perché non c'entrate. E effettivamente i 6 ingredienti del tiramisù, che è comunque un elemento che nasce dallo sbattutin, che quindi è più popolare ancora, quindi il tuorlo d'uovo e lo zucchero montati assieme, quella era il corroborante per i neonati, per gli anziani, per le donne incinte, insomma veniva fatto in casa proprio per questo scopo. E poi c'è stata l'aggiunta del savoiardo con il caffè. Il savoiardo, perché c'è il savoiardo nel tiramisù? Perché proprio nel Risorgimento la nobildonna trevigiana Giuseppina Tiretta, per dare un segnale forte ai Savoia, che all'epoca stavano organizzando l'Unità d'Italia, ha messo il savoiardo all'interno del dolce tipico trevigiano proprio per dire: noi non vogliamo avere gli austriaci in casa, veniteci a liberare. Questo è il motivo per cui c'è il savoiardo nel tiramisù. E il fatto che ci siano tanti dolci che vengono chiamati tiramisù, ma che dei 6 elementi che compongono il tiramisù tradizionale non hanno niente a che vedere, o quasi, sinceramente io non li chiamerei tiramisù. Possono essere dei buonissimi dolci, certo, perché poi c'è da dire una cosa, che laddove c'è il mascarpone è un prodotto ruffiano il mascarpone. È ruffiano il mascarpone. Sì, nel senso che qualsiasi dolce che contiene il mascarpone in qualche modo attira il palato, attira la persona a degustarlo, e quasi sempre è vincente. Proprio per questa sua cremosità, questa grassezza, questo aroma intenso. E quindi il fatto di chiamare tiramisù alla fragola piuttosto che al pistacchio, piuttosto che all'albicocca, sinceramente io che realizzo dei dolci con il mascarpone, con altri elementi, non li chiamo tiramisù, sono altri dolci. Senta Albanese, questa creatività
che lei veramente esprime con i suoi dolci, quando è che ha capito di averla? Perché è importante capire, prima si parlava di giovani, io penso chissà quanti giovani che hanno questa creatività, questa manualità, ma non lo sanno perché bisogna tirargliela fuori. Certo. Questi istituti alberghieri sono molto importanti, queste scuole professionali che si occupano di questo. Prego, Presidente. Allora, diciamo che io nasco ragazzino proprio perché ancora alle elementari avevo già deciso di fare la scuola alberghiera, quindi mio padre aveva un'attività di tutt'altro genere, faceva il tappezziere, aveva un'azienda che produceva divani e poltrone, e però io ho provato anche a inserirmi nel periodo estivo, a far dare una mano, ma non era la mia strada, io volevo fare la scuola alberghiera, tant'è vero che Mamma e nonna? mia mamma si era opposta a questa cosa, però c'è da dire che mio nonno da parte di padre era fornaio, quindi qualcosa nelle vene scorre. Nel DNA. Solo che io ho voluto continuare per la mia strada, ho fatto il percorso della scuola alberghiera, ho lavorato anche in cucina per alcuni anni, poi ho deciso di provare la pasticceria perché la pasticceria è più fiscale, è più artistica, ti dà la possibilità di esprimerti anche dal punto di vista artistico, quindi col cioccolato, con lo zucchero, con vari elementi. E poi ho scelto di continuare a fare il pasticcere. Sono 40 anni ormai che faccio il pasticcere. Che pasticcere? E quindi la voglia non mi manca e il desiderio di imparare ancora c'è, per cui è una professione che ti permette di crescere continuamente se ne hai il desiderio, se hai l'opportunità di confrontarti con altri colleghi di vari livelli, perché ricordiamoci che si impara da qualsiasi professionista che ha un'esperienza diversa dalla tua. Qualcosina un po' da tutti. C'è sempre la possibilità. Senta, Presidente Albanese, ma quando arriva il turista, cos'è che chiede il turista quando entra? Allora, diciamo che in questo caso mia moglie saprebbe rispondere meglio di me perché lei ha a che fare con Comunque è qua seduta la moglie, ve lo dico io. con il turista. È chiaro che arriva a Treviso già conscio del fatto che Treviso è la patria del tiramisù e poi devo dire che fa anche ricerca nei social, in quello che sono i canali di comunicazione, e dal momento che io ho vinto dei premi con il tiramisù e non solo, arrivano già con il desiderio di assaggiare il tiramisù vincitore, quindi c'è da dire che il tiramisù che vi ho portato e che comunque è quello del concorso è il tiramisù classico con delle piccole variazioni ma che rientrano in quello che sono gli ingredienti tipici del tiramisù, quindi non ci sono elementi estranei, ma è un gioco di consistenze creato proprio esclusivamente con gli ingredienti classici del tiramisù. Senta, Presidente Albanese, questa guerra, questa mancanza di prodotti, ecco, ne state risentendo, soprattutto i costi, perché se continuiamo così i costi lieviteranno, si trova sempre meno, ecco, si trovano prodotti veramente. Ieri sono andata al fruttivendolo con le mani nei capelli perché arriva sempre meno. Cosa ci dice? Allora, diciamo Presidente? che purtroppo è un problema a largo spettro, per cui ancora non stiamo vedendo, se non nei momenti clou, perché sotto Natale, sotto Pasqua c'è sempre la difficoltà di andare a reperire le uova piuttosto che il burro, ma lì è giustificato anche dalla maggior richiesta del mercato. Il problema sono i prezzi, perché per forza di cose vuoi anche semplicemente per quello che può essere il costo dell'energia per produrre e il costo dell'energia per trasportare gli ingredienti in qualche modo incide sul prodotto di base. L'energia elettrica? Sì, perché chiaramente noi come professionisti utilizziamo l'energia elettrica per produrre, ma i nostri fornitori utilizzano l'energia elettrica per produrre le materie prime, quindi di conseguenza per andarle a ritirare. Esatto. Questi trasportatori che sono veramente, non è un bel momento per tutti, io penso, ecco, è una crisi che sta coinvolgendo un po' tutti e speriamo che questi pochi grandi della terra, ma io penso, Presidente, che si potrebbe vivere così bene, in pace tutti, perché ce n'è per tutti. Questi hanno tanti di quei soldi, di potere, se si accontentassero
mettessero per quel breve tragitto che fanno, che governano, perché poi passano, non è che rimangono là a vita, si mettessero in testa di fare delle cose veramente importanti, di vivere in pace. Ecco, prima mi diceva appunto Manuel Marcasa, questo professore della Lepido Rocco, anche questa torta simbolo della pace che è arrivata terza a questo campionato. Cioè i ragazzi stanno cercando anche con i loro dolci, pensate che belli i petali della pace, pensate che nome questa torta che è arrivata terza. C'è questa voglia del giovane di vivere in pace, di vivere facendo anche questi prodotti accompagnati sempre da questi grandi maestri, però siete molto divisi, cattivi, arrabbiati, guai del colore della pelle, sono tutti stupratori, ladri, non usciamo più di casa. Avete sentito le telefonate anche questa mattina? Purtroppo questo fa molto male, fa male anche per socializzare poi. Diciamo che purtroppo l'essere umano da sempre, perché se andiamo dietro nella storia ci sono sempre delle figure che influenzano le masse, perché non si può dire che tutti quanti abbiano lo stesso desiderio di guerra, di lotta, di prevaricare gli altri. Purtroppo però ci sono queste figure che arrivano a influenzare i loro cittadini piuttosto che sudditi, perché nel passato erano i sudditi, e arrivano a convincere che è giusto occupare i territori di qualcun altro, fare violenza nei confronti di qualcun altro per ottenere qualcosa che, come diceva lei, è effimero. Siamo di passaggio. Molto di passaggio. E quindi se metti in politica sarebbe proprio bello che ci fosse, ma ahimè io credo che nell'essere umano ci sia questo tarlo che ci perseguita da sempre. E anche noi un cambiamento culturale non farebbe male, visto che siamo un popolo di emigrati. Ecco, la storia è la nostra storia. Ecco, è chiaro forse... che vanno gestite certo. determinate situazioni, perché non nego che vicino a uno dei miei locali spesso ci sono delle situazioni di tafferugli, se non violenze, e questo chiaramente mette in difficoltà la popolazione. Quindi quegli elementi che si comportano in un certo modo bisognerebbe in qualche modo riuscire ad arginarli e non fare un dinermo fascio, perché chiaramente io ho dei dipendenti che vengono da altri paesi e sono con me da tanti anni e si sono sempre comportati bene, certo. Ecco, questo è il grande problema, che non riusciamo a capire perché qualcuno non intervenga e veramente quello che delinque va allontanato, quello che si comporta bene va supportato. Si può mettere tutto assieme e fare, ecco, perché poi passano i messaggi devastanti che io leggo e che mi fanno veramente male, guardate, perché voi sapete io cosa faccio. Allora, quello che però volevo anche capire, facciamo vedere la locandina al presidente albanese, questa locandina Io ci sono, di questi genitori che hanno deciso, ecco, l'idea della Mirella, però ho portato avanti con i genitori questo progetto per l'inclusione, perché io ho avuto Davide, uno di questi ragazzi che fa parte di questa mostra, che fino a sabato sarà, fino a domenica a Spresiano, poi andremo a Padova, poi andremo a Silea, toccheremo 20 comuni per far capire l'inclusività. Questo ragazzo che nonostante questo diploma di cameriere non riusciva a trovare lavoro, perché è diversamente agile. Io ho i sindacati qua e tutti sono d'accordo nel dire tante belle parole, tanti bei progetti, ma le assunzioni non ci sono. Perché fa così paura assumere un diversamente agile? Invece di vederlo come una risorsa viene visto come un problema. Il problema è rallentare, non mi fido. Ecco, cosa vuole dire, Presidente, a questi genitori che hanno deciso con questa mostra di far capire io ci sono anche nel lavoro? Allora, diciamo che questo è un tasto un po' complicato da poter gestire, perché ovviamente le difficoltà sono soggettive, ogni persona ha le sue difficoltà che possono creare delle difficoltà più ad ampio spettro in quello che è l'attività che poi deve andare a svolgere, perché ci sono delle situazioni dove una persona può benissimo fare un lavoro tranquillamente senza generare delle escalation di problematiche magari nell'ambito di quello che è l'azienda, e altre problematiche che magari invece vanno gestite in settori diversi. Adesso io sinceramente
non saprei dare una risposta perché, ripeto, se ci sono delle persone che hanno delle difficoltà motorie, magari non è il caso che facciano dei lavori dove invece sono necessarie quelle peculiarità. Se uno ha il diploma del cameriere devi assumerlo come cameriere, non a caso c'è questo diploma, questo attestato importante. Sì, dopo lì bisogna riuscire a capire se all'interno dell'istituto dove la persona ha fatto il suo percorso di studi c'è stata un'analisi reale di quello che è la potenzialità della persona. Perché purtroppo magari anche lì gli istituti hanno anche magari la difficoltà a dire a una persona guarda che questo mestiere magari non è adatto alla tua situazione perché ci sono dei problemi oggettivi. Sì, io sto parlando un po' così senza cognizione di causa. Lei ad esempio assumerebbe questi ragazzi oppure sarebbe anche lei un po' in difficoltà? Diciamo che dipende da quello che può essere la possibilità di impiego nell'ambito della pasticceria, perché se ci sono delle caratteristiche che possono essere inserite nella produzione, perché no? Chiaramente nel rapporto con la clientela, e sappiamo bene che la clientela è molto pungente, nel senso che anche con le persone normodotate a volte si permettono in alcuni casi di fare dei commenti poco gradevoli nel modo di gestire. Quindi, anzi, la ringrazio per averlo detto. Perfetto. Perché anche lì, insomma, noi abbiamo a che fare con tante persone diverse che vengono a trovarci e che chiaramente ringraziamo perché fanno parte delle risorse per cui noi possiamo continuare a avere la nostra attività. Però ci sono persone che sono gentili e cortesi, persone che invece sono pretenziose e quindi in quel caso a volte capita che si permettono di relazionarsi con i miei dipendenti in maniera poco cortese, poco corretta. In quei casi cosa fai? Non puoi ovviamente defenestrare il cliente, però la voglia ti verrebbe quindi è chiaro che avere una persona che ha delle difficoltà, che va a relazionarsi con la clientela, potrebbe crescere ulteriormente questo tipo di difficoltà. Magari potrebbe anche cambiare, potrebbe, Presidente, ripeto, chissà, di fronte a una fragilità, certo. Se c'è questa rabbia che esce o se invece vedi che è fragile, sarebbe un'educazione civica anche per queste persone, farebbe mica male a qualcuno. Sicuramente, e sicuramente, ripeto, è proprio individuale la cosa, nel senso che a seconda della persona, di come riesce a relazionarsi, poi si possono fare delle valutazioni. Comunque io sono convinta che davanti a un tiramisù così tutta la rabbia svanisca. Io sono convinta che anche il più arrabbiato del mondo con un tiramisù del genere, ecco, veramente diventi dolce anche lui. Io credo molto io sono convinta, Presidente Albanese, che la bellezza, l'arte, la cultura salverà il mondo, io sono convinta di Sicuramente questo. Unisce le persone e anche le ideologie diverse si convergono in un certo senso. Adesso per esempio siamo in procinto di partire per la Cina proprio perché siamo stati invitati a portare il tiramisù, quindi rappresentare l'Italia, rappresentare Treviso come patria del tiramisù e chiaramente anche la mia azienda che è stata selezionata per andare a presentare. Faccio i video che poi la invito e li vediamo. Certamente faremo di tutto, siamo invitati a Shanghai e a Changzhou che sono due città importanti della Cina e quindi sarà bello potervi far vedere quello che andiamo a realizzare. Guardi, io sono convinta, Presidente, che i cinesi hanno tentato di fare sta roba, non sono riusciti, è meglio chiamare gli italiani, i veneti, a prepararci, così poi copiano anche quello come hanno fatto da una vita. Questo Made in Italy però che è qua nelle nostre, esatto, vero? Siamo tutti figli di esperienze di qualcun altro e quindi non diciamo che siano loro dei copiatori, perché anche noi italiani in qualche modo qualcosa di copiato l'abbiamo fatto, insomma. Grazie a Massimo Albanese, Presidente Comunità Produttori Dolciari della Confartigianato, che è stato con noi, tante pillole di saggezza e di dolcezza questa mattina. Grazie. Andiamo a vedere il vostro assegno questa mattina a chi è andato, così vi rilassate un pochino, così vedete, perché è uno bianco, non è nero, è bianco. Ciao grande
grande famiglia di Rete Veneta. Guardate chi è vicino a me. Ha un sorriso. È Daniel, che voi avete già conosciuto. Cosa vuol dire avere degli attacchi di panico per una situazione familiare che non vedi la luce nel tunnel? Vuol dire avere una forte ansia, vuol dire non riuscire più a trovare una via. È già Dio sbottonarsi perché Dio si fregarsi. È una situazione difficile, diciamo. Quanti anni hai, Dani? Io ne ho 22 tra poco. 22 tra poco. E tu hai anche un diploma? Sì, ho un diploma, sì, sono perito meccanico, diciamo, sarebbe la denominazione ora è assistente tecnico, diciamo, ma sarebbe perito meccanico, ecco. Però non trovi lavoro, nonostante che si dica anche sui giornali non troviamo personale, no? Cos'è che vorresti dire tu a queste persone, a questi imprenditori che dicono noi cerchiamo e non troviamo nessuno, non hanno voglia di lavorare i giovani? In base alla mia esperienza personale ho sempre trovato delle aziende che cercavano gente con esperienza, ma naturalmente uscendo da un istituto professionale non ce l'hai l'esperienza, devi farla da qualche parte. E quindi non avendola e non volendo fartela fare, come fai ad entrare su un'azienda? Lavoro soprattutto. Il lavoro è la prima cosa, perché avendo il lavoro sei anche più libero, diciamo, il lavoro rende liberi. Cosa vorresti dire alla tua mamma? Alla mia mamma vorrei dire che innanzitutto che deve darsi un po' di vita, diciamo. Un po' coraggio. Un po' di coraggio, sì, ma conoscendola non se la darà di sicuro. E per quanto riguarda me, io posso sentirmi anche un po' in colpa perché non potendoti aiutare in nessun modo non saprei cosa fare, diciamo. Cioè, il lavoro non riesco a trovarne e non saprei in che modo aiutarli, perché vedo che fanno sacrifici per tirare avanti e tutto quanto, ma quando tu ti raffronti con i tuoi coetanei e non hai neppure la patente, che al giorno d'oggi sembra una cosa impossibile a non avere, sembra impossibile proprio per un ragazzo non avere la macchina, la patente, ti senti un po' escluso oppure da questo mondo che gira attorno a questi motori, a queste macchine, ormai se hai la macchina non ti sposti più da nessuna parte, oppure si può farcela lo stesso? In certi momenti ti senti limitato, certamente, perché magari certi posti in cui devi andare sono abbastanza isolati, diciamo, e magari i mezzi di trasporto non si arrivano fino a lì, e quindi avere la macchina sarebbe un gran aiuto, ma per quanto posso cerco di muovermi con i mezzi pubblici, altrimenti sto a casa, diciamo. Ecco, ascolta Daniel, allora tu hai detto questo e noi sai cosa abbiamo fatto? L'abbiamo preso nella grande famiglia, perché siccome li metto alla prova questi ragazzi, e lui è proprio bravo, sapete, è anche molto educato, ma soprattutto molto intelligente. E allora, perché lui prosegua, adesso stiamo anche curandolo, siamo vicini anche come cura, perché bisogna anche curarlo un pochino, perché era veramente depresso anche lui. E allora cosa abbiamo pensato di fare? Di darti un assegno. Questa è una sorpresona che lui non se l'aspettava. Questo però è tutto per te, della grande famiglia. È diventato tutto rosso. Perché proprio è una sorpresa che lui non sapeva assolutamente niente. Cosa vuoi dire, Dani? È difficile trovare le parole adesso. Sei emozionato? Non saprei cosa dire, perché è veramente una sorpresa, cioè veramente una sorpresa sul serio. Non so. Perché siamo contenti, sai, di dartelo questo assegno. Più di così non saprei come ringraziarvi. Allora ringrazio la grande famiglia, perché lei... Certamente ringrazio la Mirella in primis, poi tutta la gente che ci sta dietro, che sono veramente tanti. Ascolta, e allora adesso mando un saluto ai tuoi genitori. Vediamo cosa dici i tuoi due meravigliosi genitori. Dai. Niente, voglio dire, saluto mamma e papà e che vi voglio bene.